Anche per noi che cercavamo anch'io nel Io so che tu hai ma no, vedo che sei da vedo nelle notizie ormai da signora della pesantezza ormai no, infatti tra l'altro io conosco anche lui, perché c'era anche lui la volta passata. Che lui era di un po' che portava la passetta. E poi giustamente io che dovevo tipo intrattenere e sono venuti abbastanza, siamo usciti quasi a fare tutti i nostri parlatori. Forse mancava uno che si era giunto ai Rola. È stato era appena era caldo. Una delle prime ce l'abbiamo messo insieme, l'abbiamo fatto vedere abbastanza. Primo, le cose sempre per bloccare la strada, era sempre discussione delle grandi opere. Abbiamo fatto anche un pranzo insieme, poi ci siamo trovati. E poi dovevamo fare una discussione in piazza. C'erano i poveri mariti, tutti dietro, loro avanti. C'era piazza e c'erano i nostri cari amici, quelli del varietà, sai i vari, si chiama uno varietà. Magari uno varietà. Ah, non lo sapete. Vi siete persi. E c'era lui che ha dato l'intervista e questi anziché venire a intervistare loro, poi intervistavano la gente, comunque è andato e si è passata la gente intervistavano la strada, fantastico perché poi c'era chi voleva fare i giornalisti si ricorda, poi che non voleva fare e poi chi invece no, comunque non c'era. Vai. E non si è accreditato, però c'è anche qualcuno che ha detto qualcuno ci ha detto il problema è che comunque non paradossalmente è meglio uguale perché ora che già questo era perché poi le risposte chiedevamo anche
Vieni là. Sei tu davanti. Sei tu. Sono io. Eri tu prima davanti. Ah, ma adesso no. Adesso è diretto. Allora, ok, aspetta un momento. Posso salutare? Sì. Ma poi non mi vedo? Sai dov'è? Posto di là. Allora passo, quindi che salutiamo i nostri amici in diretta. Buonasera, in diretta da Maserata. Ma siamo già in diretta? Sì, siamo in diretta. Sì, ho acceso. In diretta da Maserata stasera. La presentazione dei candidati alla Facendo questa presidenza cosa. Veneto. Guarda che stai facendo questa cosa. È vero. È in diretta, guarda. Ma c'è la gente che Ma io non ti voglio togliere. vive di me. Adesso sono solo in 3, per il momento sono solo in 3 che guardano. Di cui uno sono io, E quindi... gli altri due, la Silvia ce l'hai? Silvia. Polini, la vedete chi è Silvia? No, non vedo quanti, io vedo quanti guardano, non Allora chi aspetta che scrivo guarda. la Silvia, che gli dico che è in diretta. Ma lei ha il link? Spero. Beh, se no Glielo basta mando. che vada dentro sull'evento. Ah no, aspetta, beh, glielo dico a voce. Se no glielo scrivo io. Ho il numero qua. In caso te la passo. Ascolta, dove in diretta stasera? È già in diretta. Tu hai il link? Come lo trovi? So che vada sull'evento. Ah, ok, allora, va bene, ok. Oh là là, dai, mi sa che ti rimetto. Devo stare al poco allora. Lo vedi, tranquillamente. Ok, allora. Ciao. Niente, ciao. Vede? Cos'è? No, che sta troppo male. No, perché doveva venire al corso, mi ha detto che non viene domani perché sta male. Infatti ha detto guarda non ce la faccio, vado al Pronto? Pronto? Oh! Ah, se devo guardarne? Sì, 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 è ancora da iniziare. Oh, perfetto. Perfetto. Sì, devo parlare con Daniele. Ma se vede ben, vero? Oh, perfetto. Sì, ciao. No, perché a me mi pare che succede niente. La linea Io scrivo Sì, no, tanto se arriva
Togli metti Luca Lungo. Un paese da me. Dove sono? Oggi sono sempre con la Provettano in piano. Sì, dai, ciao. Gli ultimi 2 o 3 non sempre bene, si raccordono. Chi ha parlato con gli amici io vi dico a fare. Il problema era cosa posso dire, cosa rimane, non riesco a dire che mai ti insegni 2 o 3 cose, 4 cose, tutti podrei essere giocati. Solo soltanto per la resistenza. Allora, Questo è lo streaming, vero? Tu riesci a girarmi il... Lo scrivo io. Ma tu? Vedete che non mi ricordo. Sì, punto barra, sì, quella rovescia, channel, CHNNL, barra, Alberto, Gaspari, GAS, TARI. Sì.
ma non entro, io sto girando adesso, è già partito. Sì, perché tutti stanno aspettando. Così già si collegano dopo. Vedi già quanta gente sta vedendo. Adesso sono in 5, vabbè 4 per il momento, non lo sono io poi. Sta bene.
finanziamenti. Quattro. 5 ma uno sono io. Ma tira via gli attivisti, i candidati, cioè ne chiudo qua. Non so. Scusa, mi dici dove streami? Sì, segnati. Se no hai una mail, tu qualcosa, Sì. lo giro. Esatto, Polianto, Aspetta, perché... che così dopo, siccome ci sono delle persone che vorrebbero vederlo, magari Aspetta, lì lo mandiamo via, mettiamo su Facebook, magari lo diramiamo un po'. Dimmi. Polianto @gmail.com. Antonio Poli, Poliano. Che cosa chiede abbastanza? Sera, però i consiglieri Potrebbe essere una buona idea metterlo via Facebook. Ma è già in Facebook. Ah, Si collega direttamente. Ah, perfetto, esatto. Anche con WhatsApp anche. No, comunque ti manda il messaggio. Aspetta, Adesso lo giro sui gruppi di WhatsApp nostri. Aspetta, spero che l'abbia mandato. Ti è arrivata? Sto guardando, sta lavorando, va a carbone il mio. No, ma anche questo, però siccome ho il dubbio che tempo fa ho avuto problemi con le mail. Sì, va tranquillo che... Se no te l'ha detto. Volevo farcela, è un messaggio di testo leggerissimo, quindi... Impossibile ricevere posta. No, problemi io. Non riesco a ricevere la posta. Te l'ha detto, Dai, su Safari. Cioè? Come indirizzo internet. No, ma tu adesso cos'è che devi fare? Devi mandare una mail a qualcuno? No, volevo solo mandarlo sul mio gruppo WhatsApp, guarda. Siccome abbiamo un gruppo WhatsApp di Mogliano, scrivilo là, volevo io ti ho detto il link. Esatto. www. Aspetta che qua... Allora. Punto. Ustream.
Stream. esatto, punto tv barra poi rovescia channel CHANNEL barra Alberto Gaspari GASPARI. Saresti tu Alberto? Sì, perché Però adesso voglio vedere se funziona. L'assemblea è qualificata. Ce l'abbiamo fatta ancora prima della mail. È arrivata? Ma tu? Poi tu facciamo il capo. L'altro sempre un po' particolare invece va sì, ma non scartate che non me li potete fare. Scartatele perché magari è per testare qualcuno che Ci sono anche delle organizzazioni che hanno indicato di non lasciare le carte sul tavolo. Sei notato Enrico? Sei notato l'unico che aveva lasciato la sua carta? Allora, gli altri invece però è stato bello che l'abbiamo aperta all'unisono mentre c'era la Paolo. Sì, è vero. Io lo guardo abbiamo dato l'idea di un giusto. Va bene, ascolta, cambiamo i cartellini. Io sono Claudio Ribotti e vorrei prometto e la caccia di quella Sono già in diretta, ti sentono? No, ma è troppo, c'è tutto brusio, non si sente niente. Io ho fatto tutti i nomi e cognomi. No, tranquilla, c'è troppa confusione, non si sente niente. Danno porti dal Parlamento. Se si cosa, ma se ci sono possibilità in questa settimana che sia il governo? No, che del PD.
Chi è che fa la moderazione? Hanno già trovato la prova, hanno salvato l'articolo 18, quindi loro hanno salvato. Ci dimentichiamo che questa è una legge delega, quindi nel momento in cui si chiude questa legge si fissa semplicemente i criteri sui quali dopo farà un decreto legislativo del governo. Quindi io posso dirti gira a destra e il governo gira a sinistra, dopodiché ha girato a sinistra, cioè ha fatto l'inverso di quello che gli è stato chiesto, va in Parlamento, presenta il decreto legislativo e con un voto di maggioranza viene approvato. Capito? E lì farà valere l'arma del rifiuto, perché se no la fiducia non gliela votavano, che vota il Senato, non gliela votavano, nessuno speranza che questo porti una rottura e il governo poi si fanno quello che servono anche loro. Ci sarà il grosso scontro forse sulla legge elettorale, ma neanche questo cosa vuol dire? La Lega aveva già la ragazzi, guardate che la noi ci stiamo consumando la maratona della ricaccia di spariamo noi. Dove andare un po' dietro, bene qua. Ora, se non il voto bene comuni, poi fai 5, 6, 7, è chiaro. Certo che sono delle situazioni che mi presento veramente. Sì, ma mi tocca andare fin a Basco adesso. Saltiamo le presentazioni. Ascolta, mi saltiamo le presentazioni, vediamo direttamente le domande. Saltiamo i condividi. Quindi sei giornalista o no? Le faccio mille domande. No, fai le domande tu, genovese, va bene? Parli italiano. Sono di gente veneta, quotidiano diocesano. Va benissimo. Voglio sapere per le parrocchie dopo vacanze se avevate intenzione 10 anni che vivo qui da voi. Piccolo venuto giorni in questo posto. E venivo a Lo so, mi tocca andare poi al muro, mi tocca andare. Venivo a raccogliere le pelle, dico poi i cartoni. Mi tocca alzarlo. No, ma la domanda, scusa, non è completa. Se poi ci metterla in 3 parti diverse. No, gli allevamenti intensivi. Perché mi ha tutti un L'ultima domanda qua al giornalista, poi sentite. Possiamo veramente saltare le presentazioni, ragazzi? No. Adesso li becchi. Questi sono le date sui candidati. Buonasera a tutti e benvenuti all'unità dei gruppi della provincia di Treviso per questa importante tappa. Siamo arrivati alle graticole, questa è la seconda tappa dei nostri candidati per l'elezione della candidatura, la scelta del Presidente alle prossime elezioni regionali del Veneto. Io sono Cristina Manis, attivista dell'UNITAP Amici di Beppe Grillo di Mogliano e Preanchiol e portavoce in Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle a Mogliano Veneto. Questa sera per ufficializzare questo passaggio così importante sono qui con noi due
portavoci del Parlamento. Abbiamo Arianna Spessotto, portavoce alla Camera dei Deputati, che salutiamo con un applauso per la sua e Giovanni Luzzi dello Senato, per affari costituzionali. Sì. Ecco, do la parola ad Arianna che farà una breve introduzione, poi lasceremo ai candidati presidenti la parola per una loro presentazione, circa 2 minuti e mezzo per fare una cosa così piacevole e abbastanza concisa allo stesso tempo, e seguirà poi la graticola dove tutti voi potrete cogliere l'occasione per approfondire la conoscenza dei candidati e capire chi sono e quali intenti hanno nel caso venissero, speriamo, ce lo auguriamo, eletti in regione. Grazie, passo la parola ad Arianna. Buonasera a tutti, io sono Arianna Spessotto, sono deputata in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. E questa sera siamo qua per presentare i nostri candidati presidenti della Regione Veneto, che appunto si sottoporranno a una graticola perché poi andranno a votazione online per scegliere appunto il nostro candidato presidente. Io volevo innanzitutto fare i complimenti a questi ragazzi che hanno voluto mettersi in gioco in prima persona per cercare di garantire un ricambio alla governance di questa regione che ormai da 20 anni è governata sempre dalle stesse persone. Perché comunque nonostante Zaia abbia in tutti i modi detto che voleva cambiare la politica di Galan, in realtà non c'è stato questo ricambio, non abbiamo visto questo ricambio, perché se noi andiamo a vedere le persone che ruotano, le persone che ci sono attualmente in regione sono le stesse che ruotavano intorno alla galassia Galan, e primo tra tutti sicuramente l'assessore Chisso, un assessore con un ruolo importantissimo, perché assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione Veneto, prima per 2 legislature con Galan e poi con Zaia è stato riconfermato, un assessorato importantissimo. È stato coinvolto, come sappiamo tutti perché abbiamo letto sui giornali perlomeno, è stato coinvolto in questa grandissima indagine che sta continuando e stanno continuando ad uscire nuovi scandali ogni giorno. È stato coinvolto ed ha per ora patteggiato per 2 anni e 6 mesi, appunto perché gli è stato contestato di aver ricevuto tangenti. Addirittura ci sarebbero anche dei video che lo riprendono in cui riceve queste tangenti, per cui insomma accuse importanti, e noi ci siamo trovati in questi ultimi 20 anni ad essere governati da personaggi del genere. Zaia appunto aveva detto anche di voler dare un taglio se vi ricordate, voleva proprio dare un taglio al sistema del project financing che era stato introdotto da Galan per finanziare le grandi opere. Invece in Veneto ci troviamo praticamente devastati dalle grandi opere, e tutte rigorosamente fatte in project financing, che è un sistema sì dove i privati investono i soldi per finanziare le grandi infrastrutture, ma non li investono praticamente senza alcun rischio, perché dai piani economico-finanziari, se non riescono a rientrare dell'investimento, c'è comunque lo Stato che garantisce, quindi di nuovo noi a pagare per questi errori. E quindi appunto io volevo fare i complimenti a questi ragazzi, perché si stanno mettendo in gioco attivamente, come dovremmo fare tutti poi nel nostro piccolo, tutti con le nostre possibilità dovremmo cercare di fare qualcosa per cambiare questo sistema, perché non si può veramente più stare a guardare. Anche io personalmente ho voluto fare questo passo. Ancora nel 2007 io ho aderito a quella che era inizialmente solo la rete dei meetup, non ci si candidava neanche alle elezioni. Ho deciso di fare questo passo perché mi ero stancata e non volevo comunque avere dei rimorsi poi in futuro, pensando di non aver fatto abbastanza per cercare di cambiare. Io nel mio piccolo sto cercando di dare il mio contributo in Parlamento, e spero appunto anche che questi ragazzi potranno darci un aiuto invece in Regione, che è un'istituzione veramente importante per noi. Ricordo solo che
come Movimento 5 Stelle i nostri candidati comunque si impegnano, già hanno degli impegni molto forti, perché comunque si impegnano a restituire una parte del proprio stipendio. Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle fino ad ora abbiamo restituito, anzi abbiamo dato alle PMI, al fondo per la garanzia, al fondo di garanzia per le PMI, abbiamo già dato circa 8 milioni di euro. Ecco, anche i nostri candidati alla regione faranno lo stesso, rinunceranno a parte dei loro stipendi proprio per destinarli, poi si vedrà, perché ci vuole anche una legge regionale per destinarli alle PMI. Ad esempio nel caso del Friuli mi sembra che li restituiscono alla regione, ma comunque rinunciano a parte dei loro stipendi per ridarli ai cittadini. Oppure appunto noi garantiamo di comunque rimanere in carica per al massimo 2 mandati, perché la politica non può diventare una professione, non può diventare una professione, perché si vede poi cosa succede, succedono dei disastri come quelli del Mose, dove appunto i politici diventano collusi con gli imprenditori e quindi si creano indagini, si creano degli scandali come quello del Mose. Grazie per il suggerimento. E poi cos'altro? I 2 mandati, lo stipendio e assoluta trasparenza, perché noi comunque comunichiamo attraverso i social, attraverso i siti internet, comunichiamo come votiamo, come decidiamo, come prendiamo le nostre decisioni, coinvolgiamo tramite blog i cittadini in queste decisioni. E poi mi dimentico di un punto che non mi ricordo. Il punto più importante è che sembra banale, non me lo ricordo mai perché io lo do per scontato, ma i candidati non devono avere condanne penali. Sembra una cosa basilare, ma in realtà non è così. Ci troviamo ancora in Parlamento ad avere condannati anche in via definitiva, che però tranquillamente continuano a fare il loro operato in politica. Vabbè, io non mi dilungo oltre perché già sono stata anche troppo lunga, e ringrazio veramente questi ragazzi perché si stanno veramente dando da fare per poter cambiare anche il nostro Veneto. Grazie. Adesso passeremo a conoscere i candidati con il nostro portavoce al Senato, magari lo faremo intervenire più tardi o adesso, come preferisce. Vai Giovanni! Non so, mi verrebbe da dire 2 parole. Facciamo anche, serve il microfono per... Meglio. Sì. Vabbè, 2 parole sull'obiettivo di questa serata. Noi dovremmo testare le qualità di questi candidati e valutare da quello che loro ci diranno come risposte quale potrebbe essere quello più adatto, quella più adatta per un compito importante. Teniamo presente cosa aspetta alcuni mesi di campagna elettorale pesante sia come ritmi, sia forse anche come pressioni che riceveremo. Magari la stampa andrà un po' forse è arrivata la stampa, dal lasciare un po' cadere, no? Le notizie, al prenderle magari rigirarle, metterle in un modo che non sempre condividiamo, non sempre ci piace, e i candidati, ma anche e soprattutto il candidato presidente sarà dentro questo ginepraio. Dovrà sapersela cavare a livello dialettico, dovrà sapersela cavare a livello di competenza nell'argomentare, nel riuscire a spiegare al meglio il programma, e dovrà essere una persona anche capace di farlo con qualità umane. Dovrà essere in grado di unire le persone sul territorio, non solo il consenso dei cittadini, ma anche delle persone che, ecco, noi l'abbiamo chiamata graticola questa situazione, no? Vorrebbe dire, così,
mettere un po' sulle braccia, mettere un po' anche in difficoltà, stressare un po' le persone, vedere cosa ne esce. Ecco, io vi raccomando in questo di avere equilibrio. L'equilibrio vuol dire avere rispetto per le persone, rispetto per chi siamo noi anche come cittadini e non professionisti, e di fare domande non personali, ma alle quali possono tendenzialmente rispondere tutti. Tu come vedresti questa cosa? Bene, ma tu è vero che quella volta no, qui non è il momento di sollevare questioni individuali, cercate di fare delle domande alle quali poi a turno possano tutti rispondere, quindi siano domande che riguardano il ruolo, il compito, gli obiettivi e come loro pensano di porsi rispetto a questa missione. Mi fermo qua, se poi volete avanza tempo ci sarà modo ancora. Grazie, Giovanni Indrizzi mi ha un po' preceduta, volevo anch'io spiegarvi innanzitutto come siamo partiti per arrivare oggi a questa tappa importante, perché questo è stato davvero un processo democratico che ha visto coinvolti tutti gli attivisti a partire da luglio, quando abbiamo incominciato a trovarci per discutere sulle regole di come arrivare a questa scelta. I nostri candidati consiglieri in Regione Veneto sono emersi dai meetup locali, dai nostri gruppi locali, quindi dal nostro territorio. Sono nell'ambito della provincia. Allora, prima di partire, se è possibile fare la tribuna, facciamo una foto con tutti? Sì, prego. Mi interrompo un attimo, proseguiamo dopo. Vediamo, sì. Grazie, sì, dicevo, stavamo parlando di questo processo democratico che ha visti coinvolti tutti gli attivisti a partire dai meetup locali. Da questi meetup locali sono emersi dei nominativi, questi nominativi sono andati alle graticole, in 7 graticole provinciali, sono stati quindi già sottoposti alle domande degli attivisti, dei simpatizzanti, delle persone interessate a conoscere come funziona il nostro movimento. E sono stati così costituiti in base alle preferenze che questi candidati hanno ottenuto nel portale del movimento, i listini provinciali. Nell'ambito di questi listini provinciali poi ci sono state le autocandidature per la presidenza della regione. Noi questa sera abbiamo questi 10 candidati che si propongono a guidare la regione Veneto. È importante questa sera che le domande da parte del pubblico siano domande finalizzate non solo a noi qui che stiamo seguendo direttamente il momento, ma anche a chi sta a casa e ci segue attraverso lo streaming. Sapete che per il Movimento 5 Stelle è un mezzo, uno strumento molto importante. Auspichiamo che così come questa sera anche in altre situazioni istituzionali, come già succede in Parlamento, ma anche nei comuni, questo strumento venga sempre più utilizzato per raggiungere tutte le persone che non conoscono ancora bene come è il nostro modo di operare e di procedere.
Vi ringrazio e inizierei a passare la parola ai nostri candidati presidenti per una breve presentazione, direi sì, di 2 minuti per ciascuno, e dopo daremo inizio alla graticola, dove vi prego veramente di cercare di condurre i nostri candidati all'obiettivo di questa serata, cioè quello di farli conoscere non solo i presenti, ma anche a chi ci segue da casa. Grazie. Passo la parola a Jacopo Berti, prego di presentarti, il presidente che l'ITAP proviene. Buonasera a tutti, sono Jacopo Berti, ho 31 anni, sono laureato in giurisprudenza e lavoro in una società che ho fondato assieme ad altre persone, di cui ci occupiamo di servizi per le imprese, business intelligence e altre amenità. La mia esperienza nel Movimento 5 Stelle parte 2 anni fa, è stato da subito un amore travolgente che mi ha portato a fare a principio attivismo come tutti noi, e alla fine in una corsa eccezionale che è stata quella delle comunali dell'anno scorso, dove siamo riusciti anche a organizzare un evento bellissimo, come un evento dove abbiamo avuto la fortuna di avere il nostro caro Beppe, che è venuto a raccontare quanto ci sia di marcio nel sistema veneto, quanto vadano male le cose, come infatti una municipalizzata di Padova sia stata completamente svenduta al PD e in questo caso specifico ad ERA, che abbiamo visto su Report nell'ultima puntata di domenica. Qual è il punto? Il punto è che noi siamo riusciti a portare più di 3.000 persone a questo evento, come dando competenza e preparazione, e questo è uno dei punti fondamentali, la preparazione e la competenza e la passione, la coerenza nel messaggio e la determinazione nel portarlo avanti, la forza emotiva e comunicativa che deve trasparire da noi e riuscire ad arrivare ai cittadini, perché noi possiamo avere le più belle idee del mondo, ma dobbiamo poi anche trasmetterle e riuscire a far aprire gli occhi a chi ancora non ha capito, a mio modo di vedere, da che parte sta giusto. Grazie. Salve a tutti, sono Enrico Chiuso, ho 38 anni, da quasi 20 anni faccio l'imprenditore, un'impresa mia, di famiglia, nel settore impiantistico, sono un movimento da sempre, da quando l'abbiamo fondato, quando è nato il movimento. In un paesino piccolo come il mio abbiamo capito subito che da soli non siamo da nessuna parte, abbiamo creato dei gruppi locali, ci siamo trovati sempre di più, prima in 2, poi in 4, poi in 8, poi in 10, poi siete in tanti stasera qua, quindi sono molto felice che sia aumentata la partecipazione al movimento in pochi anni. Per il movimento mi occupo molto di sicurezza idraulica, di pianificazione territoriale e ultimamente seguo molto il settore agricoltura, collaborando con tutti quelli che ci stanno lavorando sia a tutti i livelli, sia locali che al Parlamento. Grazie. Buonasera a tutti, sono Manuela Provenzano, 41 anni, vengo da Mesterino in provincia di Padova, sono laureata in psicologia, sono un'insegnante di nido, un'educatrice. Sono un'attivista per il Movimento 5 Stelle dal 2012, sono candidata alle amministrative del 2013 nel comune di Mesterino e continuo la mia attività tutt'oggi in appoggio al nostro consigliere comunale. Sono entrata con la motivazione principalmente di garantire un futuro a mia figlia in una regione che aveva dato a me la possibilità di continuare un progetto di studi e questa era la mia prima motivazione. Sono arrivata a candidarmi oggi con la motivazione di portare finalmente i cittadini all'interno delle istituzioni anche in regione, come hanno fatto i nostri portavoci in Parlamento e come fanno i nostri consiglieri in Consiglio Comunale. Oggi, stasera, sono qui per invitarvi ad osservarci, a scegliere quello che tra noi rispecchia le vostre aspettative, ma soprattutto a scegliere le persone che rimarranno tali, perché il movimento garantisce proprio questo, la presenza di una grande opera da costruire, quella delle persone all'interno delle istituzioni. Grazie. Ciao, sono Valento, 43 anni, io sono in casa perché abito a Monastier, qua vicino. Io sono del movimento seguo Grillo da sempre, dagli anni 90, sono andato a vedere i suoi spettacoli e nel 2005
sono stato uno dei primi che si è mosso quando è nato il blog, poi attivista realmente da più di 3 anni. Io sono qui perché dopo la nostra selezione locale è stato chiesto chi se la sentiva di mettersi in gioco. Io penso che qua bisogna scegliere la persona che tra di noi, e penso che più o meno tutti quanti abbiano delle qualità, la persona che tra di noi può portare fuori dai nostri ambiti, quindi dai nostri gruppi, può portare fuori quello che è il nostro messaggio, ovvero che noi dobbiamo finalmente mettere delle persone normali, oneste e anche competenti dentro le istituzioni, perché guardate che questa storia della competenza, oggi se ne parlava, è veramente irritante. Voi ditemi, vi faccio una domanda a caso, ditemi qual è la competenza di Zaia. Cosa fa Zaia nella vita normale, ammesso che ne abbia avuta una prima? Qual è la competenza di Renzi? Renzi che cos'ha? Cosa fa? Cos'è un avvocato, un architetto? Lo sapete? Non lo sappiamo. Allora, forse perché realmente nelle istituzioni, nei ruoli chiave, non vengono messe persone competenti, vengono messe delle persone che hanno la capacità di portare fuori dei messaggi, che nel loro caso sono messaggi fuorvianti, che portano fuori da quello che dovrebbe essere invece l'unico vero scopo, cioè amministrare in maniera onesta, pulita e per il futuro di noi tutti. A dopo. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Mi chiamo Claudio Rimenti, sono un avvocato, vengo dalla Zise, un piccolo paesino sulle rive della Modigata, in provincia di Verona. Ho vissuto in Germania, lavorato in Germania fino al 2006, in quegli anni è nato il blog di Grillo. Quando sono tornato in Italia ho capito che c'era, non per quello, ma ho capito che c'era la possibilità per i cittadini italiani finalmente di incidere nella vita e nella politica nazionale e anche locale. Nel 2013 per la prima volta abbiamo avuto la possibilità alla Zise di candidarci, ci siamo candidati con un gruppo molto ristretto, ci siamo scontrati con un misto di appagamento e di rassegnazione nella cittadinanza, cioè significa si sta molto bene economicamente e tanto i politici sono tutti uguali. Noi non siamo né appagati né tantomeno rassegnati, perché le cose sappiamo che non possono andare così sia a livello nazionale sia a livello locale e nel Veneto. Da parte mia sono stanco di sentire parlare del Veneto come qualcosa di cui cercare nelle cronache giudiziarie regionali. Il nostro Veneto non è questo, il nostro Veneto non è un imprenditore che paga la tangente per poter costruire qualcosa, deve andare dall'assessore a proporre un affare per poi spartire gli utili. Il nostro Veneto è quell'amalgama di cultura, di storia, di centri storici, di città d'arte, di patrimonio enogastronomico, l'agroalimentare, l'imprenditoria, abbiamo una capacità imprenditoriale di iniziativa che è straordinaria, il territorio che è variegato, che va dalle Alpi al lago, al mare, alle nostre colline, sono tutte cose meravigliose che basterebbe non intaccare e salvaguardare al meglio per avere il futuro garantito. Invece sappiamo che ci stanno programmando ben altro, abbiamo opere miliardarie che stanno per distruggere il territorio veneto e non soltanto. Noi dobbiamo andare a Venezia a riprendere possesso di casa nostra e farne finalmente un posto vivibile. Grazie. Buonasera a tutti, sono Simone Scarabè, ho 32 anni, sono di Maserata sul Piave e come studio ho fatto il perito elettrotecnico, ho lavorato per oltre 10 anni alla OSRA, la multinazionale dell'illuminazione, adesso ho cambiato completamente settore e mi occupo di stabilizzazione degli impianti che vanno sugli yacht. E sono attivista del movimento dall'8 settembre 2007, quella è la data del primo V-Day, che è stata l'occasione che ho avuto di conoscere gli attivisti in provincia di Treviso e dalla settimana dopo sono andato alle loro riunioni. Mi sono subito trovato coinvolto nel progetto politico del Movimento 5 Stelle, partecipando alla primissima lista comunale nel comune di Treviso, che ha portato alle elezioni di David Borrelli. Successivamente, dopo qualche anno, c'è stata la prima occasione che abbiamo avuto in Veneto e in Italia di esporre il simbolo del Movimento 5 Stelle con la regionale nel 2010, fino ad arrivare alle ultime politiche del 2013. Ho scelto di candidarmi ancora una volta perché credo che è giusto e doveroso che anche nel Veneto, dopo tutto quello che abbiamo sentito a livello di scandali ultimamente,
che delle persone semplici, normali, dei cittadini onesti entrano in quell'istituzione e la cambino radicalmente. Questo è il mio obiettivo principale. Abbiamo un territorio bellissimo che stiamo devastando, che ce lo stiamo dimenticando. Oggi, stamattina, qualche ora fa, eravamo a Belluno, abbiamo una montagna che sta via via essendo disabitata e questo andarcene dalle nostre montagne provoca un degrado costante del territorio. Dobbiamo smetterla di andare via, dobbiamo cambiare le cose a casa nostra. Sono Baldina Erica, ho 25 anni, vengo da Chioggia, anche se per parte di madre sono di origini trevigiane di Castelfranco Veneto, per la precisione. Ho 2 lauree, una in diritto dell'economia, l'ho seguita a Padova circa 3 anni fa, e una seconda in giurisprudenza magistrale, conseguita circa un mese fa. Nel 2011 mi sono candidata come consigliera comunale nel mio comune, e da quel momento seguo le attività del Consiglio Comunale come assistente del consigliere eletto, quindi mi occupo di atti e di documenti che riguardano la quotidianità del Consiglio Comunale. Abbiamo riportato anche dei risultati importanti. Ad esempio, uno dei capisaldi della nostra filosofia è stato l'obiettivo dell'inserimento nello statuto comunale dei referendum abrogativi e propositivi senza quorum, e questo è stato, appunto, come dicevo, un obiettivo importante per noi perché è importante l'opinione dei cittadini sulle questioni che riguardano da vicino il nostro territorio. E ho deciso di candidarmi appunto per cercare di migliorare le cose, per portare trasparenza anche in Regione Veneto, perché abbiamo visto negli ultimi tempi, sia da destra che da sinistra, cosa sono riusciti a fare di questa regione, che per molti è degna di essere ancora il motore del nord-est, diciamo, che però negli ultimi tempi si è vista mano a mano impoverire, ed è giusto appunto che continui ad essere quella regione virtuosa e importante che era alcuni anni fa. Ok, grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qua nel vostro sabato sera, quindi doppiamente grazie di essere qui. Sono Silvana Velladelli, arrivo da Verona, sono molto orgogliosa. Nel 2009 a Verona abbiamo creato il primo meetup e poi nel 2010 abbiamo fatto la favolosa avventura di iniziare qui in Veneto la prima campagna regionale. Allora eravamo degli splendidi sognatori, ma come tanti sogni si avverano siamo riusciti ad arrivare in Parlamento, siamo nel Parlamento europeo e ci auguriamo presto di essere nella Regione Veneto a decidere noi. Chiedo di fare uno sforzo a tutti voi e di darci la fiducia per poter entrare anche in questo Veneto che è stato purtroppo un po' bistrattato. Sono figlia di imprenditori, ho una laurea in economia e commercio, un master in economia delle aziende alimentari. Ho avuto la fortuna di lavorare come direttore marketing e commerciale in tante aziende in Italia e all'estero, quindi mi ha permesso di avere una visione diversa, una visione, diciamo, trasversale. Ma la cosa che ho imparato più importante, quella che ci serve più in Veneto, comunque nelle nostre scelte politiche, è di riportare il cittadino in mezzo, anzi al di sopra e in ogni momento nelle nostre scelte politiche. Quindi il cittadino e la sua felicità, e chiaramente speranza, felicità, tutte queste parole passano attraverso la dignità della persona e non c'è dignità per il cittadino se non c'è il lavoro. Quindi come azienda, come imprenditore o come voglia di riscattare il Veneto dobbiamo dargli la speranza, una speranza di un Veneto migliore. Grazie a tutti voi. Buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità. Rinaldo Verardo, 43 anni, nato a Venezia, vivo in provincia di Vicenza da alcuni anni per motivi di lavoro. Ho una laurea in giurisprudenza con indirizzo economico e lavoro come responsabile area amministrazione e controllo di stabilimento di un'azienda industriale di notevoli dimensioni.
Ho sempre lavorato per aziende private, prima nel ramo dei servizi, poi dell'industria. Mi sono occupato di diritto del lavoro, rapporti sindacali, organizzazione e risorse umane. In questi ultimi anni anche di azione di riduzione dei costi e di miglioramento dell'efficienza produttiva. Ho incontrato Beppe Grillo nel 2005, quando ho partecipato a un progetto formativo di cui lui era promotore, dal nome Cambieresti. Le materie di approfondimento, analisi, studio erano fondamentalmente le 5 Stelle. In quell'occasione sono diventato un simpatizzante, quindi nel 2006. E dal 2010, quando sono stato trasferito in pianta stabile in provincia di Vicenza, ho iniziato a darmi da fare come attivista. In questi ultimi 20 anni io ho visto le tasse aumentare in modo esponenziale, le aziende chiudere, tanta brava gente, giovane e meno giovane, perdere il proprio posto di lavoro e andare all'estero. Per cui è arrivato il momento di dire basta. Questi signori, la Moretti, Zaia, non ci danno nessuna garanzia di cambiamento. Noi dobbiamo cambiare il modo di gestire la cosa pubblica, dobbiamo entrare in regione, prendere possesso di atti, documenti, project financing e tutto quello che ci può essere utile, studiare e analizzare il tutto e poi iniziare a tagliare dove c'è da tagliare e cominciare a spendere bene e meglio. Quindi chiudo dicendo, mi fanno cenno dalla regia, che i soldi ci sono pochi, ma si devono spendere meglio. Un mio amico indiano, quando parlavamo di politica, mi diceva sempre: ricordati questa frase di Gandhi, potrai non conoscere mai nella vita i risultati delle tue azioni, ma se non fai nulla non otterrai mai risultati. Grazie. Scusate se ci dobbiamo presentare tutti, lo farò anch'io. Io sono Antonio Candiello, ho 50 anni, sono sposato, 2 figli e sono di Marghera, di Venezia. Allora grazie per i ragazzi che ci ha detto Arianna, forse nel mio caso non è del tutto applicabile. Allora, questo secondo me è importante, noi siamo delle persone normali, vedete delle più diverse situazioni, con delle diverse attività, che in qualche modo si sono resi conto che bisogna fare un passo anche dentro, cioè bisogna un pochino spendersi all'interno delle istituzioni. Lo dico per quanto mi riguarda perché faccio politica dal 2002 nei circuiti ambientalisti. Su Marghera ci siamo svegliati, sapete che c'è stato un grave incidente in quell'anno, riguardava il rischio chimico, quindi abbiamo rischiato la vita tutti quanti, abbiamo scoperto cosa era il fosgene e ci siamo accorti che c'era il ciclo del cloro, abbiamo deciso di fare un referendum, lo abbiamo vinto, in qualche modo abbiamo fatto sì che un certo tipo di produzioni venissero via via ridotte e ci siamo accorti che c'era la più grande centrale impattante del Veneto, quella a carbone di Fusina, abbiamo deciso di muoverci anche contro quella, diciamo, facendo capire che non era il modello corretto e lì ci siamo incontrati, ci eravamo già incontrati prima, ma in maniera forte con il Movimento 5 Stelle ed è nato proprio un percorso insieme. E siamo arrivati poi all'inceneritore di rifiuti industriali, perché sapete a Marghera ne abbiamo diversi, c'era un grosso inceneritore in centro all'area e abbiamo visto che anche qui stavano percostruendo uno, quindi è un'esperienza che riguarda tutti. Io personalmente sono una persona che opera con imprese e per l'organizzazione di processi, sono un fisico, ho un dottorato di ricerca in fisica teorica, lavoro sulla ricerca per infrastrutture digitali, government e altri temi. Questo per presentarmi, grazie. Bene, possiamo iniziare adesso con le vostre domande. Ricordo di fare delle domande che siano in linea con l'obiettivo di questa serata, cioè di conoscenza dei nostri candidati. Prenotatevi alzando la mano cortesemente, presentandovi. Prego, c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio? I nostri candidati poi avranno 1 minuto per rispondere, possibilmente a delle domande che possano essere poi rivolte a tutti per avere una risposta da parte di tutti sugli stessi argomenti. Prego. Io sono Antonio Poli, attivista del Cogliano. La mia domanda è per tutti. In poche parole, se vieni eletta o eletto,
qual è il primo problema urgente in regione che vorresti risolvere? Grazie. Ecco, iniziamo questo. Sì. A Belluno, se ogni risposta c'è un applauso. Se non, Non facciamo applausi. Non facciamo la risposta, se lo finiamo domani. D'accordo, d'accordo. Io direi questa volta di iniziare da Antonio Cambiello, così invertiamo un po' il senso di marcia. Hai seguito? Posso? Beh, grazie per la domanda. Allora, a mio avviso bisogna introdurre dei processi di condivisione di scelte con i cittadini. Può sembrare a scarsa priorità, ma a mio avviso bisogna introdurre un meccanismo di democrazia diretta, quindi tipo un sistema di referendum digitali, di democrazia, insomma un modo per che i cittadini possano dare la loro opinione. E chiaramente bisogna rivalutare la scala poi, questo è correlato, bisogna rivalutare la scala delle opere, la penna, delle opere che sono troppo grandi. Abbiamo visto che su 5,5 miliardi del MOSE 1,1 è andato in tangenti, quindi evidentemente la scala è troppo grande, è troppo pericolosa, quindi magari non il troppo grande né il troppo piccolo, che è il difetto del Veneto, ma una via intermedia. C'è un'altra priorità sull'ambiente, siamo il territorio più inquinato del pianeta, forse lo saprete, si vede dal satellite, abbiamo PM10 sopra sogli in tutti i territori, in particolare a Treviso, e quindi questo è un lavoro da fare. A mio avviso servirebbe anche un'indagine epidemiologica a largo spettro, giusto per capire l'impatto del danno. Sappiamo che ci sono proprio mortalità, danni e patologie che vengono fuori in relazione a questo. Per quanto riguarda poi lo sviluppo e il lavoro, questa deve essere un'altra grandissima priorità. Stiamo perdendo lavoro, ci sono dei territori che avevano grandi industrie e queste non ci sono più, e nel territorio veneziano. Territori che hanno piccole imprese e fanno fatica a reggere la concorrenza. Evidentemente bisogna ricalibrare il sistema facendo sì che il territorio, ad esempio centrale veneziano, sia di servizio agli altri e gli altri territori possano competere con efficacia e non diventare dei semplici trasformatori come è avvenuto di recente quando le navi hanno portato le merci dall'estero e hanno di fatto distrutto tutto l'entroterra. Ecco, grazie. Grazie Antonio, mi correggo un minuto a testa. Sì, no, scusate, mi sono confusa. Passo la parola a Rinaldo. Si parlava di una cosa però in particolare, credo, nella domanda di Antonio, quindi cerchiamo di rimanere in tema. Grazie. Allora, sì, io te la dico forse in pochi secondi, ma dal mio punto di vista il primo grande problema da risolvere all'interno della regione, sono d'accordo con quello che ha detto Anthony adesso, ma secondo me è la corruzione. La corruzione che porta purtroppo a una perdita di denaro gigantesco, quello che diceva anche lui prima. Non c'è un solo processo all'interno del nostro ente amministrativo, ente regione, che sia corretto. Le funzioni vanno per conto loro. Adesso ad esempio avete sentito, e chiudo, visto che ci sono proprio pochi secondi, abbiamo perso 40 milioni di euro proprio l'altro giorno per la Net Engineering, no, se non pronuncio male, e la Staldi Group. Non c'è nessun tipo di controllo. Questi signori non sanno neanche dove vanno, cioè hanno in mano 12 miliardi e 600 milioni di euro, no, come bilancio, 20 secondi, e non sanno minimamente quello che devono fare. Fanno una scrittura di assestamento adesso a fine anno per pagare i soldi quando non sapevano neanche le dichiarazioni che hanno fatto sui giornali che c'erano che erano in corso questi lodi arbitrali con gli ufficiali giudiziari. Sono fuori di testa. Grazie Rinaldo. Allora, cosa è più importante? Forse mi ripeto, il cittadino, quindi se vogliamo un cittadino felice che rimanga in Veneto dobbiamo dargli un lavoro, e il lavoro purtroppo si scontra con il periodo di tempo politico. Di solito le programmazioni da noi sono fatte a mandato, cioè 5 anni, non abbiamo la lungimiranza di fare una programmazione di lungo periodo. Se noi iniziamo a pensare così, quello che è agricoltura, che per l'agricoltura 5 anni è nulla, pensate alle noci, quando avete la fortuna di mangiarle, se qualcuno non l'avesse coltivate per voi non l'avreste. Pensate a qualsiasi cosa che c'è in agricoltura, o come pure il taglio, gli alberi, i fiumi, tutti hanno dei tempi che sono molto più lunghi di un mandato. Quindi o iniziamo a pensare in un'ottica che il politico di turno non deve raccogliere i frutti, o
non avremo più i cittadini in Veneto. Silvana. Sì, io ritengo che in tempi di spending review sia necessario revisionare le spese presenti nella regione e verificare se si possono tagliare da qualche parte gli sprechi. Questo per ristabilire un quadro di priorità e appunto verificare ciò che realmente interessa ai cittadini e su cui poi si può eventualmente dare la parola per esprimersi. Credo che appunto in questi periodi la priorità principale sia ad esempio la sistemazione del suolo e quindi la sicurezza da rischio idrogeologico. Sì, dal mio punto di vista sono anch'io, dobbiamo assolutamente eliminare lo sperpero di soldi pubblici, proprio perché siamo in un periodo di crisi e non possiamo buttare via soldi pubblici con la corruzione. E per farlo dobbiamo anche fare subito, immediatamente, una mappatura, una mappa del potere delle varie aziende partecipate che collaborano con la regione e trovare fuori tutti i conflitti di interessi che ci sono. Il motivo per cui non viene fatta una legge sul conflitto di interessi dal livello nazionale al livello del più piccolo comune è che ci sono dentro tutti. Questa la possono fare solamente dei cittadini che non sono coinvolti in questi scandali, in questi tramaggi. Loro non la faranno mai. Penso che le cose da fare siano moltissime. Urgentissima, la cosa che trovo urgentissima è andare a spulciare nei bilanci 12 miliardi di bilancio annuo e vedere dove vanno a finire tutti i nostri soldi. C'è un ospedale a Mestre che ci costerà 1 miliardo di euro e passa nei prossimi 30-40 anni, non lo sa nessuno. Abbiamo derivati in pancia per 600 milioni che ci costeranno decine di milioni all'anno, i soldi buttati via in giochetti di finanza. Questi sono soldi sprecati, bisogna vedere tutte le priorità di spesa e rivedere anche le grandi opere, quali sono utili e necessarie, si possono pensare di fare, quali sono completamente inutili, e bloccare quelle inutili, e liberare così un sacco di fondi che ci sono. Vi diranno sempre che i soldi non ci sono, ma perché li impiegano in cose che non servono. E i fondi che ci sono li usiamo per mappare il rischio idraulico e sistemare l'intero territorio veneto che è a rischio. Quando avremo la sicurezza dell'intero territorio potremo parlare di altri investimenti e anche di lavoro finalmente. Allora, il bilancio del Veneto, come hanno detto giustamente i miei amici, è circa di 12 miliardi e mezzo all'anno. 12 miliardi e mezzo all'anno non vogliono dire assolutamente nulla se non li guardiamo nel piccolo. Sono 2.500 euro per persona. Vuol dire che una famiglia di 4 persone dà fisicamente, anche se non è una cosa diretta, ma in realtà è esattamente così, 10.000 euro annui alla Regione Veneto che gestisce questi soldi. Io, se andremo in Regione Veneto, la prima cosa da fare è prendere questi numeri e farli arrivare a ciascuna famiglia veneta in modo che tutti possano vedere che di quei 2.500 euro 1.800 vanno per la sanità, 100 vanno per i trasporti e via discorrendo. Ognuno deve rendersi conto con precisione dove vanno i loro soldi. Allora, io sono un po' combattuta perché per me ci sono due azioni da fare immediatamente. La prima, che non sono solo i consiglieri e quindi il presidente della regione Veneto 5 Stelle a dimezzarsi lo stipendio, ma tutti. La seconda, che la regione Veneto, e in primis il presidente della regione, si costituisca parte civile nel processo contro Galan, perché i soldi vengono restituiti ai cittadini. Queste sono le prime due azioni e questo era quello che vi aspettavo che ci facesse il nostro presidente Zaia oggi. Grazie. Io sono un po' in controtendenza, sono convinto che adesso il problema principale per i veneti sia la non liquidità. Io ho visto che in Friuli stanno provando a approvare la mozione per reddito di cittadinanza, la prima roba che farei io è puntare a quello, dopodiché come trovare i soldi per farlo, Lorenzo spiega tutto. Quindi reddito di cittadinanza subito, prima possibile. Grazie. Sono state dette cose veramente interessanti, condivido appieno le prime azioni, quindi sicuramente andare a prendere in mano i
bilanci, andare a capire dove si può andare a lavorare. Sono d'accordissimo con il reddito di cittadinanza per andare a dare di nuovo nuova linfa a imprenditori, lavoratori, chi ha perso il lavoro e chi si sta affacciando nel mondo del lavoro. E poi non dimentichiamoci, soprattutto qua a Treviso, l'Europa e quanto di bene si può fare attraverso un rappresentante importantissimo come David Borrelli, che crea un filo diretto attraverso quelli che sono i fondi comunitari che vanno a riversarsi direttamente nella regione Veneto. Infatti è un compito importantissimo quello che si viene a porre davanti a noi, anche di riuscire a sfruttare al meglio questo denaro per riuscire a dare la possibilità a lavoratori, aziende e tutti quelli di cui necessitano di credito per poter rilanciare la propria attività lavorativa. Grazie ai nostri candidati, davvero abbiamo dei bei candidati, anche un bellissimo gruppo molto compatto, perché c'è un rapporto veramente di collaborazione. Per il Movimento 5 Stelle uno vale uno, ognuno vale uno, e si dice anche che le idee, non le persone, sono protagoniste. Però partendo da questo volevo fare anch'io una domanda e chiedervi brevemente, chiedendovi una risposta molto sintetica: qual è quel quid che pensate di poter portare come caratteristica personale nel caso di elezione? Partiamo da Jacopo. Due cose fondamentalmente: la preparazione e la comunicazione. Sono due aspetti, secondo me, che in questo momento sono predominanti per la buona riuscita, in questo caso, di una campagna elettorale, perché è questo che noi stiamo andando a cercare. Stiamo cercando di muovere le persone verso un nuovo orizzonte, stiamo cercando di dare di nuovo speranza a chi in questo momento l'ha persa e sta guardando altrove. Allora sicuramente io, se devo cercare due punti di forza, li vado a cercare in questo, per cercare l'empatia necessaria per dare la scossa forte alla gente per votare 5 Stelle. Io probabilmente non sono il più competente di quelli che sono in gruppo, però io punto proprio sul gruppo, ho pensato di fare una squadra, fare gruppo, lavorare insieme, coinvolgere tutti, cercare anche in chi riesce a fare poco, quel poco che può essere utile, e non lasciare nessuno indietro. Io come Enrico condivido il fatto di puntare sul gruppo, ho la fortuna di lavorare in un gruppo molto coeso, mi piace che ci sia armonia, ci sia condivisione e soprattutto ci sia scambio di punti di vista. Personalmente il mio quid è il punto di vista femminile. Quando ci trovavamo oggi a Belluno abbiamo avuto uno scambio in diretta, io e Enrico, proprio su questo, sul fatto che è vero che il Movimento 5 Stelle ha come obiettivo quello di amministrare come un buon padre di famiglia, ma poi sono le mamme a decidere le priorità. Allora la domanda è: qual è il quid? Io non ho paura di quei signori che ci stanno rubando il futuro e stanno rubando il futuro alle mie figlie. Non ho paura di loro, non ho paura di andare a dirglielo in faccia, l'ho sempre fatto e lo farò sempre da qualunque posizione sarò, sia all'interno del movimento che fuori dal movimento. Per cui se si sta parlando di quid, io dico che non ho paura e aggiungo che siamo in una piramide rovesciata, ovvero più è importante il ruolo che si assume dentro il movimento e meno è predominante l'impeto decisionale, cioè più si va in alto, tra virgolette, e più si deve essere portavoce di quello che sta in basso. Io di questo sono perfettamente cosciente e pronto a mettermi a disposizione. Fondamentalmente due cose. La prima è la consapevolezza della centralità della persona che deve andare ad ispirare tutta l'azione politica in genere. Questa cosa fa parte proprio del DNA del Movimento 5 Stelle, è proprio la cosa fondativa che abbiamo imparato tutti quando abbiamo conosciuto questo movimento, che non potremo mai dimenticare, neanche chi andrà eventualmente a governare la regione o andrà in consiglio regionale. La seconda cosa è la capacità di
di guida, anche di accentramento dei gruppi di lavoro. Chi andrà alla regione avrà la responsabilità di essere portavoce delle varie voci che vengono dalla regione, ci sono i cittadini che lavorano, noi siamo quelli che passano le serate a parlare di economia, di trasporti, di sanità, non siamo a casa a goderci la famiglia molto spesso, vorremmo farlo, però dobbiamo fare quello che non fanno loro al nostro posto. Io sono dentro il movimento da tanti anni e in questi anni ho imparato a crederci in questo progetto, l'ho visto nascere e più va avanti e più ci credo. Quello che io mi sento di poter fare a livello personale è di trasferire questa emozione che sento dentro anche alle persone che non conoscono il movimento, di trasferire questa, non dico fede, ma questa speranza che abbiamo dentro di noi anche a delle persone completamente sconosciute. E credo che questa sia la cosa fondamentale che potremo fare, trasferire questa speranza alla gente che non ci conosce. Anch'io sono sul territorio da vari anni, dal 2008 circa, e da sempre quindi sono attenta ai problemi dei cittadini, della comunità. Quindi credo che sia proprio questo il quid che potrei portare in Consiglio regionale, cioè l'assorbimento dei problemi, la completa ricerca di informazioni che derivano dal basso e poi l'eventuale trasferimento in alto, quindi potrei essere una portavoce in questo senso. Per me è importante che in Veneto portiamo quello che portiamo normalmente nei pacchetti, sui marciapiedi, eccetera, la speranza e la voglia di cambiare, con orgoglio, con trasparenza, con voglia di fare. Nessuno di noi si tira indietro a fare questo, non è il livello se sei sopra, sotto, in fianco, hai più o meno visibilità, è una voglia di crescere e di farlo insieme. Sicuramente nessun'altra forza politica ha l'entusiasmo che abbiamo noi e la sicurezza che noi lo possiamo fare, quindi basta solo che i veneti ci diano la fiducia. La prima cosa mi viene da pensare cosa non hanno loro. E quello che non hanno, lo dicevo prima, cioè non hanno una competenza nel saper gestire. Per cui il quid che potrei portare io è un po' la mia anche esperienza lavorativa e la mia esperienza all'interno del Movimento 5 Stelle. È qualcosa di fantastico riuscire a portare avanti un gruppo nella condivisione di alcuni valori. In assoluto è la cosa più bella. In azienda non c'è democrazia, si sa, io ho un ruolo di responsabilità. Quello che posso portare dalla mia esperienza lavorativa è una competenza nella riduzione dei costi e un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa. Io mi trovo d'accordissimo con Simone quando parla di speranza, che mi pare un messaggio, veramente il messaggio che abbiamo bisogno tutti. La speranza è quella che si possa fare. Allora, il quid che mi sento di portare è che posso forse mostrare con l'esperienza fatta nei diversi anni su temi territoriali e anche con le competenze di cui noi siamo portatori. Per esempio mi muovo molto sul tema innovazione e ricerca, sono in grado di interpretare perché ci lavoro, l'organizzazione, i processi, l'audit, le tecnologie digitali che secondo me sono un driver potentissimo, la cultura dell'ambiente come rispetto ma anche come opportunità, va detto, e in generale la cultura della democrazia diretta, che a mio avviso dobbiamo dimostrare, mostrare come si può fare con trasferimento di cultura. Grazie, sì, c'era una domanda qui da parte di un candidato consigliere, Gilberto. Sì, Gilberto Ponte, sono con voi candidato a consigliere in consiglio. E dal punto di vista tecnico mi pare tutti preparati sicuramente, però voglio fare una domanda di tipo politico proprio questa. Riguardo alla solidarietà sociale che può andare sia dal tema ambientale, sia alla sanità, sia al livello dell'investimento delle persone. Cioè come vedete voi la redistribuzione della ricchezza del nostro ricco Veneto, che finora secondo me ha redistribuito non troppo bene quello che tutti producevano. È molto politica questa.
Grazie, allora diamo un minutino. Chi inizia? Claudio? Dai. Solidarietà sociale è un grosso problema, soprattutto in questi anni di crisi dove i soldi, continuo a ripetere, ci sono pochi e non si sa bene come impegnarli nel migliore dei modi. Loro pensano di saperlo, noi sappiamo che quello non è il modo giusto. Chi ha i bambini all'asilo sa bene cosa vuol dire questo, vuol dire che le convenzioni con gli enti locali non ci sono più, non vengono più rispettate, vuol dire che il canone che era di 100 euro diventa di 150, di 200, questo fa la differenza tra una mamma poter lavorare o non lavorare più, sono 1000 euro in meno al mese che entrano nelle casse familiari, questo non è un dramma, questa è una tragedia familiare moltiplicata per quanti bambini in Veneto e in tutta Italia. Questo significa che la ridistribuzione va rivista, i bilanci li andremo a studiare, i soldi salteranno fuori e dobbiamo impiegare meglio dei servizi del sociale, soprattutto questi soldi. Allora, un modo per ridistribuire la ricchezza innanzitutto è evitare che vengano tagliati ulteriormente i servizi, perché tagliare i servizi è peggio che aumentare le tasse, perché quando sei costretto a pagare un servizio che prima era pubblico e vai per il privato, devi tirare fuori il doppio o il triplo dei soldi. Chi di noi gli è capitato di dover fare una visita urgente e andare per forza dal privato, perché nel pubblico non c'è speranza di avere una visita in tempi brevi. Ecco, questo deve completamente cambiare, perché altrimenti chi è povero è costretto a impoverirsi ancora di più, o peggio ancora è costretto a non curarsi, perché non può poterlo fare. Quindi questa è veramente giustizia sociale, evitare che i servizi siano ulteriormente tagliati, sanità e trasporti in primis, che sono i servizi di cui tutti ne abbiamo bisogno e non possiamo farne a meno. Credo che solidarietà sociale vada di pari passo anche con l'equità sociale. Sono stanca di vedere persone che guadagnano 10 o più volte il normale stipendio di un operaio o di chi appunto ha un lavoro normale. Quindi credo che il primo passo da fare sia proprio questo, tagliare gli stipendi d'oro e fare equità sociale per poi avere solidarietà sociale. Noi usiamo normalmente che nessuno rimanga indietro, ma questa non è una scelta, diciamo, di convenienza, uno slogan, è una priorità, nel senso che noi lo vediamo già fra le città e le periferie. Il fatto di non lasciare indietro nessuno è perché nessuno riesce ad andare avanti da solo, quindi se la facciamo nostra questo, riusciamo a capire che la politica, le politiche economiche, le politiche sociali non possono scindersi una dall'altra, altrimenti quello che adesso sembrano dei problemi di periferia diventano delle bombe atomiche, quindi essere miopi e non volersi vedere da vicino cosa succede solo pospone il problema, quindi possiamo andare avanti e indietro come vogliamo, ma sicuramente la direzione è insieme. Questa è l'unica via di uscita, che sia il Veneto, che sia l'Italia, che sia l'Europa, insieme. Sì, la domanda ovviamente è molto politica e anche molto interessante, però, è pertinente, mi permetto. Allora, è interessante il discorso di una perequazione, di una più equa redistribuzione delle risorse. Ci dicono sempre che le risorse non ci sono, non è vero, lo dicevamo anche prima. Si tratta solo di come spendere quei soldi. Faccio solo un esempio, per il funzionamento della macchina regionale si spende quasi 1 miliardo di euro, quasi l'8% del totale spesa prevista. Allora mi verrebbe semplicemente da pensare in questi 18 secondi, non è che forse riusciamo a riorganizzare qualche ufficio, o magari paghiamo meno qualche direttore generale dell'ASL, e forse riusciamo a istituire magari il reddito di cittadinanza, e forse non tagliamo i servizi ma li potenziamo. Sì, mi trovo d'accordo sulla necessità di avere un po' di misura nel pubblico, perché non è pensabile proprio di fare questo tipo di differenze. Il pubblico dovrebbe essere, insomma, fino a un certo punto, poi uno se vuole guadagnare molto va in privato. È chiaro che questo è un problema che riguarda anche la deflazione, siamo in piena deflazione, soffrono quelli che lavorano o quelli che perdono il lavoro, mentre stanno meglio quelli che vivono di rendita o hanno magari elevate pensioni. È un problema che va un po' sopra il Veneto, quindi va affrontato in sede di contrattazione con gli altri livelli.
Bene, proseguiamo. Grazie mille. E quello che tu tocchi è un problema che è stato toccato in maniera oltre che politica, anche tecnica in altri paesi. I paesi del nord Europa verso la fine degli anni 80, prima degli 90, come tu ben sai, hanno cercato di capire quale poteva essere la soluzione. Occupazione e soprattutto accorciamento della società, cosa vuol dire? I ricchi un po' meno ricchi e i poveri un po' meno poveri, creano soprattutto una distensione sociale al posto che una tensione sociale. Questo si chiama in gergo tecnico flexicurity, penso che tu sappia. Questo era stato iniziato anche da noi in Italia, sappiamo bene il piano per i dirigenti Olivetti, non del nostro candidato, ma nel senso che un dirigente deve riuscire ad arrivare a guadagnare non più di 10 volte lo stipendio minimo. Qua da noi in Italia si arriva a 100 volte tranquillamente, quindi questi sono i due temi fondamentali su cui andare a lavorare. Allora, io credo che un'immagine valga più di 1000 parole, no? E c'è un'immagine che gira spesso su internet, sono 3 bambini che devono guardare una partita di calcio, dire una stazionata, e questi 3 bambini, uno piccolo, uno medio, uno alto, vengono altre 3 casse uguali. Allora, quello alto vede bene la partita, quello medio la vede a filo, il piccolo non la vede. L'immagine corretta è che il piccolino abbia una cassa grande, il medio una cassa media e il più alto una cassa piccola. Questa non è né eguaglianza né equità, è un modo di distribuire che quello che ho in mente io è questo. Come al solito Enrico mi ruba la battuta, cioè per dire che noi praticamente condividiamo anche in questo i punti di vista e le osservazioni. D'accordissimo con quello che diceva prima Jacopo, il fatto di pensare che uno Stato centrale redistribuisca quelle che sono le risorse sul territorio e gli enti come la Regione che poi decidono come investire questi soldi puntino principalmente a quelle che sono le fasce protette, il famoso welfare, non che subisca sempre continuamente i tagli, cioè la scelta di tagliare sulla scuola, sul sociale, sulla sanità chiaramente non paga, perché oltretutto ci dimentichiamo spesso che queste fasce protette dal welfare, sono quelle che poi creano la spinta economica e il potere d'acquisto nel nostro paese. Io sono l'ultimo, quindi non potendo ripetere quello che hanno detto tutti gli altri, dico 2 cose in più. In Italia l'80% della ricchezza è in mano a 100 gruppi, famiglie, potentati, chiamateli come volete. Questa è una realtà incredibile perché sarebbe da medioevo secondo me, però è proprio così. A livello di regione non si può fare moltissimo, si può fare pressione politica e questo da un certo punto di vista, visto che la domanda è politica, può avere un valore anche importante. Per cui secondo me la prima cosa da fare sarebbe quella di introdurre una forma di reddito di cittadinanza che andrebbe a ridistribuire in maniera parziale il reddito. Vi dico un'altra cosa. Andate su internet, visto che più o meno qua tutti navigano, a vedere quanti codici bianchi vengono attribuiti nel soccorso del Veneto. Siamo la prima regione d'Italia, l'amministrazione Zaia fa cassa sulle spalle della povera gente. C'è un'altra domanda. Buonasera a tutti, Dennis Evolani, Montecchio Maggiore, anche io sono un candidato consigliere. Domanda di strategia elettorale. Come pensate di cavarvela di fronte allo scontro diretto con Zaia e la Moretti? Cosa pensate di quale può essere il vostro punto per metterli in difficoltà? Grazie. Simone questa volta. Noi abbiamo un punto che sicuramente ci dà forza, che non abbiamo la responsabilità che hanno avuto loro in questi ultimi 20 anni di agire direttamente sulla politica del Veneto. Quindi non possono trasferire a noi quello che hanno fatto di male in questi ultimi 20 anni. Lì abbiamo tutto da guadagnare. E un'altra forza che abbiamo è la nostra semplicità, il nostro essere cittadini comuni, e questo di fronte a loro lì può essere e sarà il nostro punto di forza. E non siamo per niente impreparati, conosciamo e conosceremo collaborando tra di noi con tutta la squadra regionale le tematiche scottanti da sparargli contro, ne abbiamo da sbizzarrire la fantasia
quindi credo che sarà questa la nostra forza. Sì, esatto, la nostra forza sono i loro demeriti, quindi noi siamo a conoscenza di tutte le nefandezze che hanno compiuto da destra a sinistra in questi anni in regione e non abbiamo paura, siamo puliti sotto questo aspetto, siamo persone normali, con la faccia pulita, nessuno scheletro nell'armadio, come si suol dire, quindi da questo punto di vista mi sento abbastanza tranquilla. Allora, la differenza sostanziale è che noi lavoriamo e ci manteniamo con il nostro lavoro e non scegliamo di essere i politici a vista. Come titoli accademici mi sembra proprio che non ho niente da invidiare a nessuno, né a uno né all'altro, quindi la preparazione ce l'abbiamo, la voglia di fare ce l'abbiamo, siamo abituati ad arrivare a fine mese grazie alle nostre energie, quindi noi dobbiamo solo replicare questo per il Veneto. Con i soldi che abbiamo li spendiamo e cerchiamo di ottimizzarli al meglio, cosa che loro non lo fanno perché usano i nostri. Sì, questa mattina un signore a Belluno ha fatto una domanda abbastanza simile e allora io mi domandavo un attimo, no? A proposito noi che andiamo a nuotare in questa vasca di squali, no? Questa nostra inesperienza politica, aiuto, dove ci porterà? E io penso che questo sia il nostro punto di forza, l'inesperienza politica. Poi il resto delle parole me le ha tirate fuori, mi ha anticipato la Silvana, ma appunto quello che volevo dire era che noi non abbiamo niente da nascondere, non abbiamo scheletri nell'armadio. Noi la nostra pagnotta ce la guadagniamo tutti i giorni e quei signori là invece la pagnotta gliela paghiamo noi. Questa è la differenza. E questo è il nostro punto di forza. E anche condivido con Rinaldo la normalità. Chiaro che la politica forse normale è più noiosa, ma è questa la realtà. Il fatto è che queste persone sono persone di spettacolo, la Moretti lo sta dimostrando in maniera molto forte, tra l'altro lei cumula 2, 3, 4 incarichi, una cosa assolutamente inaudita, chiaramente è esattamente l'opposto del modello del Movimento 5 Stelle e Zaia è l'assoluta continuità, tra l'altro appunto come si diceva con Chisso, come diceva Arianna, con Chisso ha mantenuto lo stesso assessore, parliamo di un modello che assolutamente è crollato, quindi Zaia rappresenta un modello che è crollato, il PD si vuole proporre come un'alternativa, ma pare che insomma, non stia dimostrando grande coraggio su questa linea, e viceversa il movimento è persone normali, cittadini che vanno nelle istituzioni. Credo che nessuno di noi avrebbe timore a confrontarsi direttamente con Lavoretti e con Zaia, anzi ciascuno avrebbe sicuramente un paio di parole gentili da dire sia l'uno che all'altro. A Zaia che rappresenta gli ultimi 20 anni di governo, tra virgolette, di questa regione e i risultati li vediamo tutti quotidianamente, ogni volta che piove siamo terrorizzati e andiamo a accendere la radio per sapere dove non possiamo andare più in macchina. La Moretti è quella che è stata allegramente dal Comune al Parlamento europeo e ora alla Regione, quale rispetto per la volontà dei cittadini, degli elettori. È esponente di questo governo che si dice di sinistra e attua politiche ultraliberiste che promettono povertà per tutti. Si dice democratico e militarizza le grandi opere togliendole al dibattito dei cittadini sulla loro utilità. Basta, nessuno di loro penso che ci faccia paura. Sì, io l'ho già detto prima, non ho paura, ho già avuto occasione di parlare con questa gente in maniera diretta, ho avuto qualche piccola esperienza nelle televisioni locali e gli attivisti, soprattutto del mio gruppo, che magari mi hanno accompagnato, sanno che io a queste persone dico le cose in faccia prima della trasmissione, dopo la trasmissione, quando mi invitano andiamo a bere qualcosa, gli dico che possono andare a bere quello che vogliono loro con i miei soldi e io vado con i miei soldi a bermi un'altra cosa però da un'altra parte. È gente che vive in un altro pianeta. Quando parlo con loro, questo che ho già avuto modo, li guardo in faccia e so che dietro di me ci sono migliaia, milioni di persone oneste e quindi io mi sento fortissimo in questo ambito, non ho nessuna paura, nessun disagio ad andare davanti
a queste persone? Beh, io personalmente penso che se dovessi trovarmi davanti loro dovrebbero essere loro ad avere paura di me. Per il semplice fatto che sono più emozionata a parlare a voi perché siamo cittadini, ognuno con la sua vita, con i suoi impegni, con le sue responsabilità, e mi sento più onorata di parlare a voi. A loro parlerei come loro datrice di lavoro, visto che gli stipendi glieli paghiamo noi e il risultato del loro lavoro è veramente scarso. Io penso che se la buttiamo sul puro potere mediatico perdiamo con Zaino Politico, la dobbiamo buttare su un altro campo, la buttiamo sui contenuti sicuramente, sul programma che faremo con tutti voi, con chi vorrà farlo assieme a noi, andiamo a trovarci veramente a porta, e in tv, in radio, in giornali dobbiamo andarci tutti, non il candidato presidente che verrà fuori, ma anche tu dovrà andarci, ognuno di noi candidati dovrà farsi la sua parte, allora sì possiamo uscire, personalizziamolo, perché loro sono molto personalistici invece. Quando chiedi che tipo di comunicazione, questa era la tua domanda, andare a improntare verso queste persone, secondo me ci sono due tipi che però vanno a braccetto di comunicazione. Una parte è la parte distruttiva verso di loro, e quindi è ricordare costantemente tutto quello che è stato fatto, che hanno fatto, cosa rappresentano e chi sta dietro di loro, non solamente loro, ma tutto ciò che sta dietro di loro. Poi c'è la parte costruttiva invece. La parte costruttiva è il nostro messaggio, è il messaggio delle competenze, ma è il messaggio di un Veneto che ha smesso di piangersi addosso, che vuole riprendere in mano il proprio destino, tornare padrone del proprio lavoro, del proprio territorio e fare pulizia con il badile di tutto il fango di cui si è riempita la regione. Grazie. Altre domande? Qualcuno vuol porre una domanda? Simone? Scusa. Samuele Borso. Alla luce di quello che è successo in qualche comune e è successo anche al Parlamento, qualora voi veniate eletti sia come Presidente ma anche come consiglieri e non condividete più la linea del movimento, siete pronti a dimettervi o a correre al gruppo misto? Ovviamente voi direte sicuramente mi dimetto. Convincetemi e convinceteci di questo. Bene, facciamo iniziare Silva. Guarda, ho la fortuna di aver potuto cambiare tanti lavori anche per avendo una solidità finanziaria mia e di famiglia. Questo ti dà una sicurezza che purtroppo tante persone non si possono permettere. Questo, se vuoi, mi dà anche la sfacciataggine di poter dire di no. E questa è una grande fortuna, questa ti permette di avere la schiena dritta, non perché gli altri non possano, ma perché chiaramente quando hai una sicurezza dietro è molto più facile. Io avrei sperato che anche i nostri, visto che arrivavano non da un partito ma da un movimento fatto di amore, di speranza, di voglia di cambiare, facessero questa scelta di non andare a un gruppo misto, anche se vecchia come sono delle regionali ancora del 2010, purtroppo certe cose ce le aspettavamo, perché comunque l'attrazione per il denaro facile esiste. Allora, io ti dico semplicemente che sono circa 3 anni che sono promotore nei meetup, nei gruppi dell'Alto Vicentino di un codice etico, in cui tutti coloro, promotore nel senso che io nei gruppi dove ho lavorato l'ho sempre fatto firmare, e quindi mi aspetto che voi chiediate a noi di firmare un codice etico in cui noi rimettiamo il mandato nel momento in cui l'assemblea, no, la regione Veneto, il meetup Veneto non ha più la fiducia nei nostri confronti. Io l'ho fatto firmare al mio meetup con le ultime elezioni amministrative, ce l'ho anche qua, quindi per cui se vuoi dopo te lo faccio vedere. Io posso dirvi questo, alla mia età si scoprono, perché insomma ho 50 anni, si capiscono alcune cose di più di quanto succedeva prima. E si capisce per esempio che alcune questioni le paghi molto di più magari del denaro che puoi prendere, e quindi, come dire, fare un tradimento di questo tipo
veramente costa molto. Questo non per dire che non possa succedere, lo dico subito, può succedere se c'è un motivo più alto. E qui richiamo una questione. Il movimento è un gruppo. Nel momento in cui uno è eletto, attenzione però, lui ha, ha un compito, ha un mandato dei cittadini. Quindi la persona deve seguire le indicazioni valoriali del movimento, ma risponde a tutti i cittadini. Quindi è una questione morale di alto profilo. Continuiamo con Jacopo, spezziamo un po'. Chiedi di convincerti. Allora, vabbè, io mi riferisco a te, poi con piacere anche a tutte le persone che ascoltano. Io ti voglio raccontare allora una storia e ti dico che questa primavera io ero candidato come capolista al comune di Padova, quindi uno dice cercavi qualcosa, stavi cercando magari una posizione proprio in comune. Come è andata a finire? È andata a finire che io non sono entrato in comune. Allora una persona normalmente che in cerca di qualcosa dice non è andata, va bene, sai cosa c'è, grazie, ciao, arrivederci. E invece per me è stato esattamente il contrario. Come ho lavorato prima della campagna elettorale, durante la campagna elettorale, ho continuato a lavorare dopo la campagna elettorale. Perché è questo che deve fare un attivista, dare quello, il massimo che deve dare, nel momento in cui deve darlo. Quindi, benissimo, c'è da fare un passo indietro, faccia un passo indietro, nessun problema. Allora, la fiducia non è una cosa che si vende in due frasi, la fiducia è una roba che dura e che parte da anni, ci vogliono anni per conquistarla e un secondo per perderla. Posso dirti che il motivo per cui sono seduto sulla sedia è che la gente mi ha dato fiducia, perché nei metodi di selezione che avevamo in partenza dovevi essere spinto e votato dal tuo unità di partenza, un tot di persone che garantivano per te che sono più loro che dovresti tenere conto di quanto dovresti chiederlo a me. Per me è difficile provare a convincerti non conoscendomi e viceversa. Sono loro la mia garanzia. Poi il resto ci facciamo tutti i discorsi, i contratti che vuoi, ma la fiducia è una cosa che è lunga e parte da lontano. Sono d'accordo con Enrico di nuovo e anche con Jacopo. Siamo 5 Stelle, non è che siamo, voglio dire, è normale. Quello che voglio aggiungere è che anch'io come Jacopo ho partecipato alle amministrative nel 2013 nel mio comune e non sono entrata. Continuo a essere nel mio gruppo, il mio impegno invece da quella data è cresciuto e continuo a essere qui e stasera a parlare con voi proprio perché so di avere alle spalle un gruppo che mi ha votata e che ha creduto in me. Di conseguenza so che se dovessi non trovarmi in linea con quelle che sono le scelte del movimento le accetterei, perché la democrazia parte già dal mio gruppo di origine, quindi dal mio mood di partenza. Chi è attivista e chi si è impegnato in questi anni nel Movimento 5 Stelle sa che la democrazia vuol dire che molto spesso ti trovi in minoranza. Pazienza, si fa quello che si deve. Allora la domanda è cosa succede se il tuo gruppo, se la base diciamo così ti sconfessa, no? In qualche modo non ti trova più. Allora noi non possiamo dire che ci dimetteremo perché tecnicamente è una cosa che non si può fare. Io quando l'ho detto in altre circostanze mi è stato detto tu non puoi dire delle cose che vanno contro le leggi, perché non si possono firmare delle dimissioni in bianco, tanto per essere chiari. Io ti rispondo così, che se dovessi andare in regione combatterò dal primo minuto per introdurre il recall. Per cui per avere un mezzo di legge, quindi legale, per permettere ai cittadini che eventualmente dovessero mandarmi in regione, agli stessi cittadini di mandarmi a casa. Credo che chi come noi fa parte del Movimento 5 Stelle incarna tutto lo spirito fondamentale di questo movimento. Ha senso dire che uno che si dimette da consigliere, da parlamentare, dal movimento, è giusto che esca e rimetta anche la sua carica nelle mani di chi lo ha eletto. È una questione di rispetto nei confronti di chi ti ha dato fiducia perché sei del movimento, perché hai deciso di fare da portavoce della voce dei cittadini, della voce del movimento.
poi lo fai anche per quanto riguarda tutti gli altri cittadini, però la fiducia che hai ricevuto era perché tu ti eri impegnato a portare avanti questi principi che sono quelli propri del Movimento 5 Stelle. Coerenza vuole che se io decido di uscire dal movimento, decido di uscire anche dalla carica che mi è stata conferita grazie al movimento. Allora, in tutti questi anni che faccio parte del movimento il problema non si è mai imposto, cioè non mi sono mai trovato in posizioni di non essere d'accordo con un'idea o con un progetto del Movimento 5 Stelle e credo che questo continuerà a essere anche per i prossimi 5 anni qualora venisse eletto. Mi sono permesso di fare una proposta allo staff, anch'io penso che puoi firmare qualsiasi codice etico, ma se non sei una persona coerente con quello che dici non vale niente. Allora ho detto, ma proviamo a firmare qualcosa che vincola il nostro stipendio prima di entrare e quindi se io decido di andare nel gruppo misto ormai i miei soldi te li ho vincolati a te e se decido di andare avanti lo farò gratis. Spero che questa proposta trovi un riscontro legale e se sarà valida e sia portata avanti. Credo che la domanda del Signore si ricolleghi un po' al concetto di onestà intellettuale e credo anche che una certa garanzia di genuinità, come dicevo prima, quando si discuteva tra di noi, sia data anche dal fatto di una militanza di lunghi anni, quindi chi è nel movimento da tanti anni, ancora prima dell'inizio del Movimento 5 Stelle, ci sono persone qui che appartengono ancora ai vecchi amici di Beppe Grillo, quindi hanno dimostrato di darsi da fare senza doppi fini, senza nemmeno il pensiero di arrivare a svolgere cariche istituzionali, incarichi di natura politica, quindi credo che questa sia anche una garanzia, insomma, nel senso di eventuali remissioni del mandato in caso di disaccordo. Grazie Erika. Altre domande? In sala? Qualcuno ha qualcos'altro da chiedere ai nostri candidati? Giorgio? È una domanda complicata, facile, vediamo 30 secondi, la vediamo un po'. Una risposta 50 secondi per la risposta. Allora, supponiamo che vinciamo noi. Supponiamo che vinciamo perché il giorno prima hanno arrestato Zaia Moretti. No, allora, abbiamo vinto, siamo tutti dentro, però voi non siete il Presidente, cioè il Presidente è un altro di voi, ma non voi che state parlando in questo istante. Allora, siete parte della maggioranza, però vedete che il Presidente fa qualcosa che non dovrebbe fare. Potreste intervenire, ma se intervenite potete fare saltare la giunta. La prima giunta 5 Stelle può saltare. Che cosa fate? Aumentiamo il tempo, è bellissima questa. Allora, c'è una roba da dire. Io credo che valga per tutti i dieci che sono seduti qui. Noi ci possiamo chiudere in una stanza, dircene di tutti i colori, prenderci per i capelli, tirarci i calci, darci i pugni, arriviamo alla decisione al costo di morirci di fame in quella stanza e quando usciamo siamo uno. Quindi il Presidente fa quello che ha deciso gli altri 10, o 40, o 30, quelli che siamo. E se il Presidente non lo fa, quando rientra in una stanza poi esce con qualcosa di meno. So quello che non farei, non andrei ai giornali a creare confusione fino a quando la situazione non sarebbe chiara e sicuramente ne discuteremo in maniera molto molto approfondita e anche molto molto accesa, dopodiché si esce solo fuori con un pensiero unico. Allora la domanda è se il Presidente è uno di loro, io posso fare qualcosa e quel qualcosa... Tu vedi che il Presidente fa qualcosa che non dovrebbe fare, però il tuo intervento potrebbe mettere in crisi la Giunta, cioè potresti far traballare la tua stessa tutto quanto. Cioè. Della mia poltrona non me ne frega niente, quello che è giusto o non è giusto non sarò io a giudicarlo. Se verrà fuori che
la maggior parte della nostra base dei cittadini veneti reputerà che la posizione del Presidente 5 Stelle non è una posizione sostenibile, non sarò io o chiunque di noi, ma saranno i fatti eventualmente a far accadere l'inevitabile. Io penso però, esattamente come hanno detto loro, che abbiamo la capacità di guardarci in faccia e di risolvere i problemi tra di noi. Non abbiamo le correnti e quelle che ci sono di solito chi le cavalca prende la scossa. Non c'è rivalità tra di noi, stiamo cominciando a conoscerci molto bene e ognuno di noi metterebbe la mano sul fuoco per quanto concerne la correttezza di ciascuno degli altri. Penso che la tua domanda si riferisca a un fatto di corruzione, qualcosa di molto grave. Allora, dipende. Prima si parla con il gruppo, ci si confronta, ci si picchia in una stanzetta, si capisce chi ha ragione e chi ha torto. Se è una questione semplicemente di diversità di vedute, se io non sono d'accordo mi posso dimettere e me ne vado. Se è una cosa grave, ma talmente grave che significa che il movimento ha tradito il suo stesso principio e anche la fiducia dei suoi cittadini, è il movimento che deve dichiarare ai cittadini: abbiamo fallito, perché avremo fallito. Se dovesse capitare a me, anch'io prenderei il mio caro Presidente, andrei in una stanza ben chiusa, spiegherei molto bene a quattro occhi come la penso, se non bastano le parole cerco di farglielo capire in un altro modo e no, ma l'importante è che abbia la capacità di rendersi conto che ha sbagliato. Se non dovesse rendersi conto che ha sbagliato e tutti quanti siamo a dirgli guarda che hai sbagliato, me ne frega niente, ragazzi, se si sbaglia si paga, è sempre stato così. Sì, anche per quanto mi riguarda non prenderei mai una decisione in via unilaterale, mi confronterei sempre con i miei colleghi e nell'eventualità mi dimetterei, come già detto qualcun altro, quindi se nel caso appunto fossi io contraria ai principi del movimento, perché c'è una grande differenza tra quelle che possono essere le idee personali e quelli che sono i principi del movimento. Nel caso che facesse qualcosa di sbagliato, c'è da capire lo sbagliato cos'è, se è uno sbagliato per i cittadini o se è un qualcosa che io reputo sbagliato per il movimento, cioè lo sbagliato vuol dire tante cose. Bisogna avere l'onestà fra di noi di dire cos'è sbagliato, abbassare le barriere dell'invidia o di altre cose che fanno più male che bene, quindi andiamo oltre a queste cose. Oggettivamente la cosa è sbagliata, abbiamo di fronte una persona intelligente che accetta consigli, mi auguro proprio di sì, perché se siamo tutti lì per lavorare per il bene comune, sicuramente io sbaglierò e probabilmente anche qualcun altro. L'intelligenza di essere lì è di avere l'umiltà anche di farsi consigliare, quindi intelligenza e umiltà vanno insieme. Sì, io non c'è molto da aggiungere, hanno detto tutto quanto. Faccio semplicemente una precisazione. Condividerei la cosa in primo luogo con il gruppo degli assessori e con il gruppo consigliare, in modo tale da avere una posizione condivisa da parte di tutti. Poi, come già hanno detto gli altri, ci si chiude in una stanzetta e si risolve. Comunque si trova il sistema per risolvere. Io adesso mi alzo, sono un po' stanco di stare seduto. Ma secondo me è una questione importantissima questa. Allora, noi siamo nel momento in cui andiamo per candidarci su un'istituzione pubblica, usciamo dal contesto del movimento, portiamo i valori del movimento, ma li portiamo per tutti i cittadini. Nel momento poi in cui i cittadini scegliessero delle persone per guidare la regione, a quel punto noi rispondiamo ai cittadini con i valori del movimento, in coerenza con i valori del movimento, ma rispondiamo ai cittadini. Quindi anche questa dinamica va vista in questa logica. Bisogna vedere, questa persona sta facendo gli interessi dei cittadini in coerenza con i valori del movimento, perché noi quelli crediamo,
Sì o no? Se no, magari valutiamo. Chiaramente poi una dote assolutamente necessaria in politica è la mediazione. Quindi non è che uno scatta immediatamente sì, no, votiamo giù la giunta sulla giunta. Chiaramente bisogna cercare un dialogo e questo può durare anche un po' di tempo. Quindi questo per i cittadini e per noi. Grazie mille. Io qua lo dico davanti a tutti, che tutti mi siano testimoni, però se io dovessi beccare uno di voi 9 a rubare, non penso che lo terrei segreto in una stanza, perché ne abbiamo già avuti abbastanza di ladri. Quindi secondo me chi tiene il sacco ai ladri è ladro tanto quanto, e io non voglio tenervi il sacco, quindi mi dispiace, ma se dovessi incappare in una situazione del genere penso che sarei il primo ad andare a riferire prima di tutto a chi vi ha votato, agli attivisti, perché voi non siete nient'altro che un portavoce degli interessi di chi vi ha votato e quindi saranno loro a dover decidere cosa fare. Questa è la diversità tra il movimento, che va a rendicontare a chi vota e agli attivisti e simpatizzanti l'attività, e ai partiti politici attuali che invece delegano ai politici le decisioni. Questo è quello che ci differenzia. Altre domande? Addirittura. Diamo la parola prima del signore, Paola. Paola è una candidata consigliere. Allora, ciao a tutti, sono Paola Sciacca, candidata, e io mi sono avvicinata al Movimento 5 Stelle nel 2012-2011 perché era uno dei pochi che si interessava di animali. Ho sentito le dichiarazioni di Beppe Grillo contro la vivisezione e il Veneto è tristemente noto per la caccia in deroga, per la caccia dei cuccioli delle volpi in tana, per lo sterminio delle nutrie. Abbiamo la Moretti che ha dichiarato svariate volte che la caccia è una tutela del territorio. Io vorrei sapere, perché vivo il territorio, quindi io vorrei sapere cosa rispondiamo alla Moretti come Movimento 5 Stelle, vi prego. Facciamo un giro di 30 secondi, grazie. Io devo essere sincero. Allora, i punti sono due. Se noi intendiamo che la caccia è sbagliata così per definizione, allora dobbiamo fare un'altra scelta. Allora noi come uomini abbiamo modificato l'ecosistema, abbiamo eliminato i predatori, abbiamo deciso di toglierli e abbiamo lasciato invece gli erbivori. Allora, noi abbiamo già distrutto l'ecosistema facendo così, perché siamo andati a modificarlo. Ora, cosa vogliamo fare? Vogliamo tenere una cosa falsa, finta, che non esiste in natura, perché non esiste in natura. Perché in Cansiglio, che ci sono 3.000 cervi in un bosco da 300 cervi, è una cosa normale? No? No, allora non abbiamo ancora un programma sulla caccia, quindi non possiamo. Mi chiedi una cosa parliamone, mi chiedi una cosa personale, un intervento personale. Io non vado a cacciare, però non sono contro la caccia. Cioè. Sono contro la caccia fine a se stessa, mi piace sparare gli uccellini che passano con 20.000 pallini e distruggerli, no, quello no. Cioè, c'è una caccia anche. Sono quelli che vanno a pesca senza con un filluccio, è uno sport, ma dobbiamo uccidere questi cacciatori, uccidiamoli, spariamo i cacciatori. Non so. La tua domanda era che cosa rispondere alla Moretti, visto che diceva appunto che... Sì, ma in generale... Con il movimento, dare un messaggio. Beh, sicuramente con la caccia e quindi la morte di qualcuno non si tiene in vita il territorio. Bisogna pensare a dei piani anche di reintegro. Onestamente, vi raccontavo prima in macchina che l'altra mattina andavo a lavorare e mi sono vista la scena di un cacciatore in un campo lungo la strada dove abito io. L'idea è, c'è questa gente che viene in braccio a fucile dove passo con mia figlia, mi dà fastidio. Quindi predisporre magari delle, non dico delle zone, ma identificare quelli che possono essere i luoghi idonei intanto sarebbe già un buon inizio, ecco.
Io do una risposta più precisa. Io sono contrario alla caccia, sono contrario alla pesca, senza se e senza ma. Non mi nascondo dietro quelle solite considerazioni del tipo che quando ci sono troppi cinghiali allora bisogna fare le battute di caccia per ristabilire il numero. Benissimo, dovessero capitare queste cose se ne parlerebbe, casomai se ne parlerebbe, condizionale. Nel 1990 avevo 19 anni, ho fatto la battaglia per il referendum sulla caccia, la battaglia è stata persa perché non fu raggiunto il quorum, però io la penso ancora esattamente come quella volta. La frase della Moretti è ridicola e non le rende certo onore. Probabilmente lei va a caccia letteralmente dei voti dei leghisti, dei cacciatori. Dire che tiene in vita l'ecosistema, basti pensare ad un cacciatore che in un campo spara l'unico leprotto che trova nel raggio di 5 km, di certo non sta tenendo in vita l'ecosistema. Il cacciatore che nel Vicentino abbatte un corridore durante una gara ciclistica non è certo uno che sta tenendo in vita l'ecosistema. I predatori, appena spunta un predatore sui Monti Lessini, sull'altopiano di Asiago, un lupo, un orso, i cacciatori si propongono di abbatterlo perché dà fastidio all'abitato, quindi di certo non è qualcosa che tenga in vita l'ecosistema. Io dico che se i cacciatori hanno tanta voglia di sparare, di misurare la loro abilità con il fucile, allora facciamogli più poligoni di tiro, perché quello è tiro al bersaglio, non è caccia. Per me la caccia è andare ad armi pari. Allora si può parlare di caccia. Se sei in grado di abbattere un cinghiale a mani nude, allora lo puoi fare, altrimenti cambia sport e dati al tiro al piattello. Figlia di un ex cacciatore, dopo tanti anni sono riuscita a farlo smettere. Credo che quindi sia una cosa da bandire, ma assolutamente mi riferisco alla caccia, soprattutto quella delle valli. Un esponente di questo tipo di caccia era Galan, quindi chi può permettersi centinaia di migliaia di euro per una sola stagione e far fuori centinaia di anatre al giorno, questa è una cosa vergognosa. Allora, escludendo il fascino della caccia, che magari poteva essere scritto da Rigoni Stern e quindi voleva dire tutt'altra cosa, quello che vediamo oggigiorno più che altro sono calpestate le leggi, e quando si parla anche del semplice benessere animale e quindi tantomeno tutela del territorio, quindi cerchiamo di misurare le cose, come in tutti i casi, in Veneto in particolare. Tutte le deroghe eccetera sono state fatte solo per cogliere un bacino di utenza e non per la bontà di per sé della cosa. Sì, io amo camminare in campagna e durante il periodo di caccia ho tanta paura di camminare in campagna, per cui, un po' come diceva Valente prima, secondo me la caccia non va limitata, ma va eliminata completamente. Niente deroghe. Lo ritengo uno sport veramente pericoloso e che vadano nei poligoni. Io non ho esperienza di caccia, non so nulla di questo. L'unica cosa che so è che mio suocero, quando era ancora in vita, andava a caccia, ma a un certo punto, mi dice mia moglie, ha smesso perché ha detto non ha più senso, è cambiato qualcosa. Io credo siano cambiati i tempi. Era parte di un equilibrio di un'epoca diversa. Adesso ci sono anche meno spazi, evidentemente è cambiato tutto, però attenzione, perché poi gli animali magari non li spariamo, però li torturiamo negli allevamenti intensivi o chissà cos'altro facciamo nei confronti loro. Dovremmo forse ripristinare il rapporto con questi nostri cugini, pensandoci un pochino bene. Finito il giro mi pare. Sì, prego. Sì, voi capite una peculiarità del Movimento 5 Stelle è che le cose si decidono insieme. Voi vedete qui, diremo, la fase conclusiva della selezione delle persone, però nel frattempo si sta muovendo tutto un
si può dire, un lavorio di incontro, di discussione che poi porterà all'elaborazione del programma. Allora, alcuni degli argomenti che abbiamo sentito qui richiamati stasera erano già anticipazioni, si chiedeva tu come la pensi su questo punto. Ecco, io vorrei sapere un'altra cosa dai candidati. Quando uscirà il programma, un programma che non avrete fatto voi non sarete come si può dire, il vertice di una piramide, ma semmai sarete la punta di diamante di un movimento, una punta mediatica, e dovrete saper dire in televisione, magari, qualche cosa che personalmente non condividete ma è stato deciso. Come fate? Direi cominciare. Facciamo cominciare Erika. Sì, più o meno è simile a una domanda che è già stata fatta. Credo che le questioni vadano condivise e se la maggioranza è d'accordo su una certa questione non farò altro che trovarmi d'accordo alla fine, cercare di trovare un compromesso, una soluzione per arrivare a una soluzione condivisa su un certo tipo di questioni. Allora, condividere il programma, e comunque noi candidati, tutti noi parteciperemo alla struttura di questo programma. Chiaramente potremo avere delle sfumature diverse, però non possiamo neanche pensare che siamo dei piccoli duce, che quindi siccome arriviamo a essere presidenti dobbiamo fare la legge. Quindi è ovvio che se per il bene comune, per una scelta che è nata dentro il movimento e condivisa, ci sono delle sfumature diverse, è ovvio che le porteremo avanti. Siamo fatti per loro, sono loro che decidono, quindi noi dobbiamo metterci lo stesso entusiasmo. Sì, io anni fa mi sono avvicinato al movimento proprio per quella frase, ognuno vale uno, e quindi la democrazia è tutto. Per cui, ok, può succedere, io in più di un'occasione mi sono trovato nel mio meetup a essere in minoranza, ma ritengo che la maggioranza sia sovrana, quindi porterei avanti con forza anche un'idea che io non condivido completamente. Io personalmente ritengo che sia necessaria la dialettica, quindi se c'è un'idea che non condivido, io cerco di convincere le persone, poi chiaramente se non ci riesco, evidentemente ho torto e quindi a un certo punto acquisisco questa idea e me ne faccio portatore. E questa in realtà è anche una tutela se avviene in un processo di questo tipo. Attenzione, deve esserci un processo democratico, fatemi dire, in cui le scelte vengono fatte, non che alcuni scelgono. A quel punto è una tutela anche nei confronti nostri, perché ci verrà detto, ma tu perché porti questa idea? Perché è un'idea del movimento, questa è una tutela a mio avviso. Allora, premesso che il programma appunto lo faremo tutti assieme, se ci sarà proprio qualcosa che totalmente non condivido, ma deve essere qualcosa di veramente grave, che mi trovo in disaccordo, semplicemente farei un passo indietro, perché allora a quel punto io non sono in linea con il programma del Movimento 5 Stelle, ammesso che questo potrebbe mai succedere, finora non è accaduto, piuttosto che di dire qualcosa di cui sono contrario, fai un passo indietro senza problemi. Premetto che stiamo già tutti lavorando al programma anche noi, ce lo stiamo scrivendo insieme, è un lavoro lungo che comporta tanti dibattiti, non siamo d'accordo su ogni virgola, ci mancherebbe altro, siamo tutte persone diverse, ognuno con il suo vissuto. Però si tratta di sfumature, è chiaro che la maggioranza vince sempre, quando si tratta di sfumature la portiamo avanti perché siamo quello che deve portare avanti l'idea e rappresentarla in nome di tutti. Se non si tratta di sfumature, ma si tratta di cose importanti, fondamentali per il nostro pensiero, possiamo anche metterci. Giovanni, tanto per essere chiari, poco fa ho detto che io sono contrario alla caccia, in maniera netta. Divento candidato presidente, vado in una trasmissione televisiva, mi fanno la domanda, la posizione del movimento è intermedia,
mi fanno vedere il filmato di quello che ho detto oggi. Per me è un grandissimo valore portare avanti un'idea come portavoce, che non è la mia idea. Per me è un grande valore, perché quello di essere un portavoce significa essere un portavoce, portare la voce in un grande gruppo, per cui è un valore non pensarla esattamente come gli altri. E allora cosa dirvi? Chiunque di noi, in primis io, se dovessi essere il presidente della Regione Veneto, rimane comunque un attivista e una portavoce. Allora, premesso che non credo mai che il movimento sia a favore degli OGM, perché io sono contrario, in tal caso me ne vado, penso siano i dettagli poi portare avanti magari certe battaglie che non vedo come prioritarie, però vengono scelte, allora le porto avanti come prioritarie, magari senza fare all'acivati e dire ma io pensavo il contrario, però le porto avanti lo stesso. Questo lo eviterei categoricamente. Ancor più che punta di diamante deve essere il candidato governatore, secondo me il termine adatto è amplificatore, è megafono di quella che è la voce della base, degli attivisti, di tutto quello che viene a rappresentare. E non dimentichiamoci che noi siamo espressione della democrazia. Per sua stessa definizione, la democrazia è la volontà dei tanti contro la volontà dei pochi. Non esiste il 100% tutti d'accordo. Dovessi trovarmi in minoranza, viva la democrazia. Grazie, nel frattempo ci ha raggiunto anche il nostro portavoce al Senato, Gianni Girotto, che accogliamo con un applauso. E vedo anche Marco, vedo poco perché non ho gli occhiali, Marco Bruninotto della Camera dei Deputati. Sono invitati a Marco, sì? Intanto che Gianni presentiamo. No, ma non faccio, non ho domande da fare, cioè io un augurio... Sì, un augurio, qualcosa a questi candidati. Un saluto veloce. No, io... Sì, perché chi non mi conoscesse, mi vedete poco in TV, sicuramente. Marco Bruninotto, portavoce della Camera dei Deputati. No, l'evoluzione del movimento è questa, cioè noi 5 anni fa, adesso c'era la Silvana, mi sembra testimone, noi abbiamo veramente fatto le liste così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, fatta la lista, Vicenza, Rovigo, uguale, Padova, uguale, eravamo, c'era solo sogno, c'era confusione a livelli disumani, disorganizzazione, confusione, c'era tutto, però c'era questa energia che ha sovrastato tutta questa cosa, e ha proprio incanalata, ha proprio preso ordine, e siamo arrivati con 0 soldi a sfiorare il miracolo, e per un soffio non abbiamo portato Borrelli dentro. Adesso vedere che sono i 108 che si presentano, poi le graticole, quelle online, le votazioni online, adesso 10 che umiltà, io proprio umiltà, che c'è stasera è qualcosa di sorprendente. Fanno comunque un passo in avanti per dire se serve, ma se serve ci sono. Io ho la pelle d'oca a raccontarlo adesso, perché proprio si vede quello che è stato in 5 anni e quello che sarà nei prossimi 5, perché non può, se questa è la linea, se tengono questa linea qui, non può che esserci del bello nei prossimi 5 anni. Quindi grazie a tutti. Ci sono altre domande, ma poi vorremmo anche salutare Gianni. Avete qualche risposta alle vostre domande? Sentire qualcosa anche dal nostro portavoce. Prego. Cosa devo dire adesso? No, faccio gli auguri anche ai candidati.
No, non mi dispiace, non posso commentare niente, sono arrivato adesso per cui non ho sentito quello che è stato detto, quindi non vorrei dire assolutamente cavolate. Mi fa piacere vedere che gente ce n'è abbastanza. Bravo Davide! Ti pago dopo. No, dobbiamo sforzarci di portare più attivisti all'interno. Io la mia l'ho già detta, per cui non voglio ripeterla. Nella campagna elettorale secondo me sarà importante non fare le classiche piazzate o serate politiche, ma portare sempre qualche argomento economico terra a terra per la cittadinanza. Secondo me, se facciamo solo serate di presentazione dei candidati, non so quanta gente verrà, a parte gli attivisti locali, ma gli attivisti locali non hanno bisogno di essere convinti, noi dobbiamo convincere gli indecisi, per cui io l'ho scritto, l'ho detto, lo ribadisco, secondo me le serate devono essere comunque incentrate su qualche tema terra a terra, che il cittadino viene perché dice ci guadagno qualche cosa ad andarci, imparo qualche cosa ad andarci. Se no si corre il rischio, come è successo per le europee, e qui c'è Brugnerotto, c'è l'Arianna, c'è Giovanni, che abbiamo girato mezzo Veneto e ci trovavamo con 20-30 persone al colpo, 4-5 parlamentari, 5-6 candidati alle europee e ci trovavamo con 20-30 persone su piazze grosse, perché già un anno fa, già 6 mesi fa, il disinteresse per la politica è altissimo, per cui io l'unica cosa che mi sento di dire, attenzione, non ripetiamo quello sbaglio. Ovviamente i toni spero che cambino rispetto appunto alle europee. Io personalmente l'ho detto subito, basta, siamo solo noi, siamo noi quelli meglio, gli altri tutti a casa, per me basta. Poi è la mia opinione personale. E il modo per far venire la gente ad ascoltare quello che i candidati hanno da dire è agganciarlo ad un qualcosa di concreto, che sia l'acqua pubblica, che sia l'energia elettrica, che sia il risparmio negli edifici, che sia un qualcosa che il cittadino dice vado ad ascoltarli perché qualcosa imparo. Questo è il mio unico suggerimento. Grazie, allora tra 10 minuti chiudiamo, direi al massimo, passo la parola a, per un'altra domanda. Beh, ciao, mi presento anch'io, sono uno dei candidati, quindi sono Ercole Dalmanzio, vengo da Vicenza, sono appunto uno dei candidati regionali. Allora, visto che si parlava tanto di concreto, io volevo appunto rimanere sul concreto e prendendo anche spunto dal fatto che c'è Giovanni Indrizzi qui che ha fatto una battaglia veramente per il movimento. Volevo farvi una domanda per quanto riguarda le ludopatie e volevo appunto farvi mettere nei panni di un amministratore all'interno della Regione Veneto. Quale sarebbe secondo voi il primo, anzi l'unico, non mi servono tanti, ma il primo provvedimento che voi adottereste come amministratore? Ancora prima di candidarmi come consigliere regionale alla ZISE ho partecipato alla costituzione e alla fondazione del comitato La ZISE No Slot proprio per questo problema. Portiamo avanti iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, di diffusione della cultura dell'azzardo, che non è un gioco, è un problema sociale che riguarda una cerchia sempre più ampia di persone, tra poco riguarderà tutto il paese perché si tratta di un affare di 80 miliardi annui che vengono drenati dall'economia sana per essere trasferiti in molti casi all'estero in finanza che si trova sulle isole Cayman. La prima cosa che deve fare chi va in regione, una legge regionale sul gioco d'azzardo, che parli di sociale, di sanità, mitigare gli effetti del gioco d'azzardo, diffondere la cultura nei cittadini, legge urbanistica, una legge che consenta ai comuni e agli enti locali di avere gli strumenti per dire qui non puoi fare una sala slot,
perché qui è un luogo sensibile, questa è una chiesa, nel raggio di 300 km da questo luogo sensibile non si può fare niente, non si può aprire una nuova sala. In Veneto siamo fortunati perché non siamo a livello della Lombardia, in Lombardia hanno chiuso la stalla quando i buoi erano già scappati, nella mia zona ancora siamo fortunati, il comune potrà stabilire quali sono i luoghi sensibili, fare talmente tanti che le zone libere saranno le periferie industriali e lì chi vorrà potrà andare a fare i suoi giochi e a sperperare sui soldi. Ci sono però già città dove è difficile evocare una strada, per esempio a Milano è difficile evocare una strada senza trovare una slot machine. Scusa, un flash, sei disposto a metterti anche contro il TAR, visto che il TAR, il Consiglio di Stato, sta smettendo tante opere da... Assolutamente, anche perché il TAR, mi pare a Pavia, il TAR abbia dato ragione alle sale slot, a Milano è appena successo il contrario, hanno dato ragione al Comune di Milano. La questione è molto dibattuta, il legislatore a Roma dovrà essere chiamato, quindi coinvolgo i nostri amici parlamentari in questo senso, una legge nazionale che disciplini questa cosa, che dia gli strumenti agli enti locali. Se non lo fa il governo o il Parlamento, lo dovranno fare le regioni. Forse bisogna chiarire una cosa. Le competenze tra Stato e Regioni in questa materia sono abbastanza distinte. È una materia difficile da normare a livello locale perché in generale viene fatta risalire al testo unico leggi di pubblica sicurezza. Malgrado ciò, in Regione stanno studiando una legge sul gioco d'azzardo e credo che la chiuderanno perché è interesse sia del PD sia di Zaia far vedere che hanno fatto qualche cosa. Io ho visto una bozza un anno fa circa di questa legge, è onestamente limitata perché anche limitati sono i poteri della Regione, malgrado le ultime sentenze ci dicono che volendo l'appiglio c'è. Non vorrei però adesso che i candidati fossero chiamati a intervenire su una questione di programma, anche una questione tecnica. A livello nazionale vi ricordo, abbiamo appena depositato io e il collega Baroni sull'ex una proposta di legge che dovrebbe normare a 360 gradi. Il vostro contributo è importante, se conoscete delle persone, se ci sono dei comitati, se ci sono delle associazioni, gli sportelli di ascolto, esperti che possono contribuire dall'aspetto legale all'aspetto sanitario, incoraggiateli a partecipare. Noi abbiamo questo limite che sull'ex si può intervenire solo essendo già stati iscritti precedentemente, però eventualmente voi potete farvi dire interpreti e postare a loro nome qualsiasi proposta, critica, osservazione. Dicevo questo perché non vorrei che adesso magari obbligassimo chi oggi ancora non ha un programma definito, è qui per presentarsi come persona, a dover prendere degli impegni e mettere un po' il carro davanti ai buoi e sbilanciarsi su alcuni aspetti di contenuto. Volevo dare una cornice generale, poi se volete dire qualche cosa, per carità, così, però magari li mettiamo un attimo così, non sulla graticola, ma proprio sul wrong senso. Bene, io a questo punto chiuderei la serata, credo che le risposte da parte dei nostri candidati siano state più che soddisfacenti, torniamo a casa più contenti perché abbiamo un'opinione su quelli che sono i loro intenti, abbiamo davanti a noi veramente una bella squadra coesa, speriamo che rimanga sempre tale. Ringrazio tutti gli intervenuti. Domani si prosegue a Padova e Rovigo. Vi chiedo una cortesia, aspetta. Siccome stanno facendo delle interviste da fuori e mancano 3 persone, adesso usciamo tutti in massa, mettiamo in difficoltà. Chiamerei, vi chiedo 5 minuti di attesa, tanto fuori ci vediamo.